Signore e signori, Camilla Cielo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza. Diamo ora inizio alla nostra assemblea. Abbiamo deciso di aprire questa assemblea con alcuni titoli per chiarire subito un concetto. La questione demografica è alla base di tutte le principali priorità che dobbiamo affrontare. Sistema educativo, occupazione, gestione dei flussi migratori, sistema sanitario e sistema previdenziale. I temi sui quali riflettere non mancano. Manca però una risposta a tutto questo. Una risposta che deve essere unanime, efficace e soprattutto tempestiva. Perché i fatti parlano chiaro, non abbiamo più tempo. Da dove iniziamo allora? La nostra risposta è semplice. Iniziamo da qui, oggi. Da quello che possiamo fare noi, imprenditrici e imprenditori, nelle nostre aziende. Iniziamo quindi dal lavoro, perché è proprio dal lavoro che può passare una parte importante del cambiamento, anche culturale, di cui c'è bisogno. E in particolar modo dal lavoro delle donne. Nessuna donna deve essere più posta di fronte al bivio o lavori o diventi mamma. Questo, lasciatemelo dire, è uno dei ricatti più intollerabili con cui la nostra società ha deciso di punire se stessa, non solo le donne, ma l'intera società. Veniamo ora alla pratica. Cosa possiamo fare? La prima e più importante delle risposte è concedere tempo. Lo si può fare con varie misure. Smart working, part-time, permessi aggiuntivi. In secondo luogo, possiamo fornire servizi. Asili nido e babysitter, dopo scuola, centri estivi. Possiamo dare contributi economici quali bonus una tantum, integrazione delle indennità di maternità INPS, prestiti o anticipazioni del TFR, senza dimenticare un aspetto fondamentale: stare vicino a chi diventa genitore. Creare quindi un ambiente favorevole alle mamme e ai papà. E dunque pensiamo a formazione e aggiornamento al rientro dei congedi, sportello per consulenza psicologica e pediatrica, maggiore flessibilità nella gestione degli orari di lavoro. Attraverso queste misure, anche le più semplici e apparentemente banali, possiamo contribuire davvero e nell'immediato a migliorare la vita delle persone. E visto che ce lo ripetiamo spesso che le nostre imprese sono le aziende che lavorano, sono le persone che lavorano con noi, ciò significa anche migliorare la vita e la reputazione delle nostre aziende, fattore essenziale per continuare a attrarre talenti. Questo è quello che possiamo mettere sul tavolo noi, assumendo quel ruolo sociale che sì ci compete, ma che deve essere parte di un intervento collettivo fatto necessariamente assieme alle istituzioni, ognuna di esse a seconda delle proprie competenze.
Devono arrivare, infatti, e ci auguriamo in tempi brevi, anche misure pubbliche adeguate, che in questo caso vuol dire imponenti e strutturali, perché gli asili nido non basta farli, cosa che, come abbiamo visto, non è poi così semplice, neanche con gli aiuti del PNRR, ma occorre anche riempirli. Certamente si pone anche un tema di risorse e quindi di come rivedere e ripartire la spesa pubblica. Ma non si tratta solo di questo. Le riforme di cui abbiamo bisogno possono anche andare nella direzione di incentivare le imprese ad adottare policy a favore della genitorialità, semplificando quel che si può semplificare e alleggerendo l'eventuale peso economico di queste scelte. Ad esempio, con interventi di defiscalizzazione e decontribuzione di tutte le forme di sostegno, sia economico che in termini di permessi aggiuntivi, che un'azienda decide di fornire ai neogenitori, senza tralasciare quelle decisioni che possono andare a agire sugli aspetti culturali, come potrebbe essere l'estensione del congedo di paternità per ripartire più equamente la cura dei figli. Oppure ancora, provare ad andare oltre il codice di autodisciplina di imprese responsabili in favore della maternità, seguendo l'esempio di quanto fatto per la parità di genere. Si potrebbe creare una vera e propria certificazione con ricadute premiali nei rapporti con la pubblica amministrazione, a favore di quelle imprese che intraprendono simili percorsi virtuosi. Mi permetto anche di fare una proposta per il nome da creare, per il nome da dare a questa nuova certificazione. La chiamerei Bollino Futuro. Noi, lo ripeto, siamo qui. Siamo disponibili a lavorare fianco a fianco con le istituzioni per fare tutto ciò che va fatto. Con lo spirito pratico che ci contraddistingue come imprenditrici e imprenditori, ho voluto aprire i lavori lanciando alcune proposte concrete. Sono sicura che le testimonianze di oggi saranno preziose per fornire ulteriori spunti da mettere in pratica già a partire da domani. Ringrazio tutti voi presenti, le autorità, Vice Ministro Bignami, Assessore regionale Donazzan, Sindaco Possamai, Presidente di Confindustria Vicenza Dalla Vecchia, con i vicepresidenti Bisin, Favero e Spezzapria, la Presidente del Comitato Piccola Industria Tassotti, il vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria Mario Aprile. Grazie a Intesa San Paolo per il sostegno che continua a dare al nostro gruppo e per la stretta collaborazione nella realizzazione di questa assemblea. Grazie al lavoro dei funzionari di Confindustria Vicenza, Simone Bonini e Roberta Dorigo. Grazie al moderatore Alessandro Tomasi, a tutti i relatori e relatrici che interverranno questo pomeriggio, tutti voi presenti e i bambini che vedo in sala. Grazie. Grazie mille, complimenti. Complimenti, grazie a voi. Grazie a voi per avermi invitato in questo posto meraviglioso. Io sono Alessandro Tommasi, sono un piccolissimo imprenditore, anche io sono il fondatore di Will Media, che è una realtà che prova a raccontare l'attualità anche nelle sfide complesse come quelle di cui parliamo oggi, di imprese, di lavoro, di natalità. Mi piace l'approccio molto pratico col quale siamo partiti, quindi direi di tenere questo ritmo e la praticità. Se siete tutti d'accordo, e immagino di sì, chiamerei il sindaco, non so fino a che uno è neosindaco, ma insomma, sindaco Possamai, prego, per un suo saluto. Grazie. Buonasera a tutti. Ci tenevo ad esserci, uno dei primissimi appuntamenti ufficiali, perché in effetti sono ancora neosindaco, penso che per qualche settimana la possiamo giocare. Ci tenevo ad esserci chiaramente per
rispetto e per ringraziare dell'invito il gruppo dei giovani imprenditori di Confindustria Vicenza, ma anche per il tema dell'assemblea di questa sera, che è oggettivamente il grande tema dimenticato di questi ultimi decenni. Tema dimenticato non tanto nella discussione ma nei fatti, nel senso che l'inverno demografico italiano in realtà non è iniziato 5, 10 o 15 anni fa, ma è iniziato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, nel senso che il numero di figli per donna è leggermente calato anche negli ultimi decenni, ma il salto vero è stato in quel momento lì, e oggi il famoso dato che siamo sotto i 400.000 deriva dal fatto che ovviamente è una catena che prosegue, cioè meno figli si fanno, meno donne ci sono in età fertile, meno figli progressivamente ci sono. E quindi da questo punto di vista l'inversione di tendenza è complicatissima, ma è ormai necessaria, quindi il passaggio dalla discussione ai fatti non è più rinviabile e passa sicuramente per iniziative del governo, sicuramente per iniziative della regione, che qui sono autorevolmente rappresentati, ma passa anche da quello che possono fare le amministrazioni locali. Prima dell'intervento della Presidente si ragionava ad esempio degli aspetti legati alla conciliazione vita-lavoro, quindi per esempio agli asili, per esempio a tutto ciò che ruota intorno al fatto di dare tempo. Prima il passaggio sul tempo è stato secondo me perfetto. Oggi una delle questioni più importanti è quella: fare figli non può essere un'impresa, e invece nel nostro paese in tanti casi lo è. Prima dicevano passare dal ragionamento generale alla realtà. Non è che si iniziano a fare figli perché ci diciamo tutti che è tempo di farne perché i dati sono troppo bassi, vanno creati gli strumenti per farlo. C'erano degli esempi che scorrevano prima di altri paesi, forse il caso migliore in Europa, quello diciamo più stabile e a cui possiamo provare a ispirarci, è la Francia. Di sicuro per noi è una condizione non più sostenibile, e l'impegno anche da amministratore locale, da persone impegnate in politica da tanti anni, è a mettere quel tema al centro, e nel nostro piccolo, nel campo del Comune di Vicenza, lo sarà in questi anni. Noi sugli asili ci siamo impegnati in maniera molto forte in campagna elettorale, lo vogliamo portare avanti, ma l'altro grande aspetto è il rapporto con l'impresa, quindi la costruzione di politiche di conciliazione vita-lavoro che siano efficaci e che rendano questa città, questo territorio realmente attrattivi e realmente in grado di essere all'altezza di chi vuole fare dei figli. Quindi grazie al gruppo giovani di Confindustria, perché mettere al centro della discussione e stimolare la politica su questo fronte è determinante. Buon lavoro per la vostra assemblea, e spero e credo che si possa lavorare insieme bene su questi temi negli anni a venire. Grazie davvero. Grazie mille. Grazie Sindaco. Grazie mille, mi tengo rapidamente questo microfono, ma lo cedo subito alla prossima relatrice. Già la Presidente lo ha ricordato in apertura, il ruolo importante di Intesa San Paolo per questo evento, quindi chiamo Cristina Balbo, che è direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige per Intesa San Paolo. Prego, un applauso e le lascio il palco. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Ma quando la Presidente Cielo ci ha proposto di collaborare per gli approfondimento del tema di questo evento, siamo stati veramente molto contenti, l'abbiamo accolto subito, perché è un tema di centrale importanza ed è un tema in cui anche noi come banca crediamo e investiamo moltissimo. Lo facciamo innanzitutto al nostro interno, come è giusto che sia, con politiche molto attente di welfare e di sostegno alle colleghe che lavorano all'interno dell'azienda, soprattutto colleghe e colleghi, soprattutto nella fase della maternità, che è una fase che allontana la persona per un periodo un po' più lungo, no, dal lavoro, e lo facciamo poi attraverso le tante partnership che abbiamo con, ad esempio, Valore D, Fondazione Bellisario, Confindustria e in particolare Piccola Industria di Vicenza, che su questi temi e non solo è così fortemente sensibile e attiva. È un tema importante che fa parte di tutti quei temi che oggi sono così importanti per la trasformazione verso la sostenibilità delle imprese, e lo è non soltanto perché è giusto, perché è bello, ma perché ha un peso economico molto importante.
con i tanti imprenditori con cui parliamo di tutti i settori, il tema del capitale umano in questo momento è forse il primo che ci viene citato come un tema anche un po' critico. E quindi ovviamente tutto quello che le imprese fanno per migliorare le condizioni di benessere all'interno delle imprese ed essere più attrattive oggi è particolarmente importante. E devo dire che negli ultimi anni questa sensibilità sta fortemente aumentando anche in questo territorio. E forse un po' meno, e la ricerca che poi la mia collega dell'ufficio studi illustrerà, un po' meno vengono fatte specificatamente iniziative che riguardano appunto la facilitazione di una mamma, ma anche di un papà, nel momento appunto della nascita di un figlio, della genitorialità. Invece questo tema è estremamente importante perché proprio in un momento in cui abbiamo così bisogno di forza lavoro, la manodopera, il lavoro femminile, i talenti femminili sono quelli che in Italia sono, ahimè, fuori dal mercato del lavoro in grandissima parte. Tra l'altro aggiungo, dal nostro osservatorio, credo che anche i dati della ricerca lo dimostrino, ma io lo dico per l'esperienza, per le aziende che visito, le aziende che fanno politiche di questo tipo sono anche non solo aziende più attrattive e che trattengono meglio le proprie persone, sono anche aziende più produttive. E questo credo che sia un tema, come dire, concreto e molto importante. Io mi fermo qui e ringrazio e auguro buon proseguimento per i lavori. Grazie. Grazie mille. Direi chiudiamo questa prima parte con i saluti istituzionali, con l'intervento del governo che è già stato chiamato in causa, quindi vi prego di dare il benvenuto al Vice Ministro Bignami. Ecco qua, benvenuto Vice Ministro. Vice Ministro alle infrastrutture. A lei. Grazie davvero, grazie anche per l'opportunità di essere in un posto così bello. Elena Donassan, mentre viene in qua, mi ha detto ti troverai in uno dei posti più belli del mondo. Io ho detto non può essere bella come Bologna, ma devo dire che invece purtroppo con grande rammarico devo riconoscere che come contesto è sicuramente tra i più belli. Porto evidentemente il saluto del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è la ragione per la quale si è ritenuto essere presenti. Potrete comprendere che il momento è particolarmente complesso e che è ulteriormente aggravato da vicende, e anzi ringrazio la Presidente per aver voluto ricordare il Presidente Berlusconi, a cui io credo tutti noi dobbiamo parecchio, perché è persona che ha dedicato gli ultimi 30 anni a propria vita per il bene della nazione, e chi come me ha avuto modo di essere vicino a lui, come Elena, come altri, credo che ne abbia potuto apprezzare non solo le doti di politico ma anche di imprenditore e di uomo di Stato. Io credo che in una qualche maniera proprio l'insegnamento del Berlusconi imprenditore sia particolarmente significativo ancora oggi possa costituire un punto di riferimento per chi vuole fare impresa. Lo dico qui oggi, onorato del fatto di essere presente in questo contesto, perché io vengo da Bologna, ma il Veneto per noi ha sempre costituito un punto di riferimento chiaro anche nella sua capacità produttiva, nella sua capacità di fare, ed è la ragione per la quale il governo, lo avete ben presente, quando all'inizio della legislatura, dell'insediamento del medesimo, ha voluto fissare dei punti di riferimento chiari, ha detto che la cosa più importante che la politica può fare è non disturbare chi vuole lavorare, chi vuole produrre, chi vuole fare. Ed è questa la cifra che fino ad oggi ci ha accompagnato, e riteniamo che tra questi ci sia anche la necessità di mettere nelle condizioni chi vuole fare impresa, chi vuole produrre, chi vuole lavorare, di farlo senza togliere nulla alla propria famiglia e al proprio contesto. È il motivo anche per cui in preparazione di questo evento ho avuto modo di confrontarmi con la vostra associazione, ricoprendo anche il ruolo di responsabile nazionale, Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d'Italia, e abbiamo trovato in particolare attenzione le proposte che avete elaborato proprio sulla natalità, sull'assistenza alla familiarità, sull'esigenza di dare un supporto concreto e fattivo a chi non chiede nulla se non poter lavorare e compre, certo anche dando sostegno, assistenza, sussidiarietà nel momento in cui c'è la necessità di seguire la famiglia, badare ai figli, tema che purtroppo troppo spesso ricade anche sulle donne che in una condizione non paritaria, come probabilmente qualcuno ritiene ci si trovi, non riescono a sviluppare adeguatamente, lo spiegava bene la Presidente nell'introduzione, il ruolo anche di imprenditrici, di lavoratrici e di persone che vogliono realizzare. Questo è un tema che la politica
politica deve rimuovere, ed è una delle ragioni per la quale proprio in vista di questo incontro ho parlato col ministro Calderone e col vice ministro Bellucci, finalizzando la nostra conversazione a cercare di far tesoro delle vostre proposte, che sicuramente verranno riversate anche in un documento che poi potremo presentare come testo normativo utile alla discussione, ed è questo quello che noi ci aspettiamo dalle associazioni come Confindustria Giovani, vale a dire momenti di elaborazione, momenti di confronto, momenti di studio, perché bisogna essere umili anche nel proprio agire. Chi vi parla ha una partita IVA, quindi conosce particolarmente il significato di dover vivere di ciò che si produce, di campare del proprio lavoro, ma da momenti come questi il governo, la politica si aspetta delle proposte per fare meglio. Lo diciamo con umiltà, noi non abbiamo la pretesa di avere una verità o la verità rivelata in tasca, vogliamo migliorare, vogliamo fare sempre qualcosa in più, e l'interlocuzione con Confindustria Giovani in particolare, per noi è un elemento imprescindibile di confronto, e speriamo che possa essere questa l'ennesima tappa di un percorso che viene da lontano e che sono sicuro ci porterà ancora più avanti nel futuro, come veniva detto poc'anzi. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Io sono un imprenditore, un uomo semplice, mi piace quando le imprese e la politica si parlano, e questo mi sembra l'intervento del Vice Ministro, e soprattutto mi piace quando si parte dai dati per affrontare dei temi complessi come quelli di cui parliamo oggi. Quindi felicissimo del primo, diciamo, intervento che dà il via ai lavori in senso stretto, partendo proprio dai dati, con una ricerca che è stata realizzata appositamente per questo momento di confronto. Chiamo quindi Anna Maria Moressa, della direzione Studi, Ricerca ed Intesa San Paolo, che ci presenterà questa ricerca. Un applauso. Floor is yours. Grazie, buon pomeriggio. Allora mi approprio buonasera a tutti. Allora, io vi parlerò delle misure di welfare e di genitorialità che sono già in atto ad opera delle aziende in Italia, però prima di affrontare questo capitolo che appunto abbiamo sviluppato appositamente per questa assemblea, vorrei farvi un'introduzione sul tema del divario dell'occupazione femminile rispetto all'occupazione maschile dell'Italia rispetto all'Europa. Perché partiamo da questo tema? Un po' è già stato detto, no? Il tema della difficoltà delle imprese a reperire manodopera è stato particolarmente sentito nella ripresa post-Covid. Nel 2022 il 45% delle assunzioni ricercate dalle imprese non è stato possibile per il difficile reperimento delle stesse, per mancanza di candidati o di competenze. A questo tema si aggiunge l'altro tema che già è stato citato del calo demografico, per cui l'Istat prevede che nel 2040 ci saranno 6 milioni in meno di popolazione attiva tra i 15 e i 64 anni. Questo significa, Banca d'Italia stima, che sono il 9% in meno della forza lavoro, tantissimo, e che se invece le donne italiane avessero un tasso di occupazione simile a quello della media europea, questa differenza, questo calo della forza lavoro sarebbe dimezzato. Quindi è importantissimo cercare di capire perché c'è questa differenza e cercare di colmarla. Intanto vedete nella slide che l'Italia, il tasso di occupazione delle donne tra 25 e 49 anni in Italia è il fanalino di coda di tutti i paesi europei, è il 62%. Se poi noi confrontiamo questo dato con il dato europeo della differenza dell'occupazione femminile con l'occupazione maschile, vediamo che in Europa, adesso non so se il puntatore sì funziona, ma non funziona sul... vedete, mi sposto. Allora qui in Europa la differenza, il divario è del 10%. In Italia il divario medio è del 20%. In Europa il divario tra l'occupazione maschile e l'occupazione femminile si abbassa al 2,7% quando non ci sono figli, e in Italia invece, lo vedete, rimane sostenuto a un 10 punti percentuali
anche senza figli, quindi c'è un problema culturale di fondo, ma c'è un problema che si acuisce quando poi arrivano i figli e quindi vedete, sì, è vero, anche in Europa c'è un divario tra donne e uomini che si amplia con l'arrivo dei figli e quindi col primo figlio 14 punti, col secondo figlio 17 punti, ma in Italia vedete bene che il salto è vertiginoso, più 26 punti, più 33 e così. Quindi cosa ci dice ancora questa slide? Ci dice che comunque se noi andiamo a vedere i paesi nell'alto della classifica e guardiamo i paesi nordici che ci insegnano sempre molto, Paesi Bassi, Svezia, Austria, Norvegia, non solo partono da livelli molto più elevati di occupazione femminile, ma questa occupazione femminile aumenta all'arrivo dei figli. Quindi questa è una notizia fondamentale, cioè l'alta fecondità non è in antitesi con l'alta occupazione femminile e quindi dobbiamo capire come raggiungere questi risultati. Allora, è anche vero che l'Italia ha fatto passi da gigante perché, lo vedete, queste sono delle analisi di Banca d'Italia, lo vedete, è la riga nera. Siamo partiti 30 anni fa molto elevati e c'è stata una certa convergenza verso un divario simile a quello europeo, ma è una convergenza che invece è stata migliore in paesi come la Spagna. E prima, nei titoli che sono apparsi prima, mi sembrava di avere visto che c'era un tema di Spagna e di congedi con parentali diversi. Quindi sicuramente ci sono delle politiche che possono aiutare comunque questo percorso che vedete comunque è cambiato tra il 1984 e il 2021, però rimane il punto di rottura è quando arriva il primo figlio. L'altro tema, ed è stato già citato, cioè le istituzioni pubbliche possono fare moltissimo, possono dare dei servizi che sono fondamentali alle giovani mamme. E in questo vediamo, qui abbiamo fatto un'analisi noi all'interno dell'Italia se ci sono delle diversità a seconda che nelle varie regioni ci siano o meno più o meno posti per i bambini negli asili nido, lo vedete sull'asse verticale, e il tasso relativo di attività femminile tra i 20 e i 64 anni. Lo vedete bene, c'è una correlazione positiva, il Veneto è in una posizione sopra la media, effettivamente un 67 di tasso di attività delle donne tra 20 e 64 anni e per 31 posti di asilo circa per i bambini. Molto bene, sì, ma guardate dov'è l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è sopra in alto, 40 posti ogni 100 bambini e 72% di tasso di attività. Quindi anche qui dobbiamo fare una riflessione. E allora noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di guardare, sì, gli interventi pubblici sono fondamentali, vediamo cosa stanno facendo le aziende. Allora abbiamo preso un campione di imprese che partecipano ormai da parecchi anni ad un progetto che Intesa San Paolo sviluppa con la Fondazione Bellisario che si chiama Women Value Company, e in questo progetto chiediamo alle aziende di candidarsi perché hanno fatto azioni di inclusione, di parità di genere, oltre che azioni di innovazione, sostenibilità, digitalizzazione. Allora, il campione che abbiamo osservato è di 1622 imprese. C'è una grande percentuale di imprese micro-piccole, quindi che vanno da 1 a 9 addetti fino a 25 addetti. E la cosa anche qui interessante che volevo sottolinearvi è che abbiamo osservato che l'incidenza delle donne alla guida di queste aziende è leggermente maggiore quando le aziende sono di recente costituzione, quindi sono nate negli ultimi 12 anni. Come vedete, nelle aziende giovani c'è il picco dell'incidenza della guida femminile del 47%, e questo a noi sembra un buon segnale per un'imprenditoria femminile che sta crescendo nel tempo. A livello veneto abbiamo osservato 126 imprese, anche in queste imprese c'è un'incidenza di guida femminile del 44%, che è leggermente superiore rispetto all'Italia.
Ma al di là dell'aspetto della guida che abbiamo già visto, delle donne, delle imprese, che è leggermente superiore anche nelle imprese più piccole, è interessante anche qui, vedete in questa slide, vedere come nelle imprese più piccole, e lo vedete in questo grafico qui a destra, la quota di donne in ruoli di responsabilità si alza addirittura all'80%. Quindi è possibile anche nelle aziende piccole dare spazio alle donne, è possibile che le donne si prendano anche ruoli di responsabilità. Ma veniamo invece al centro dell'argomento di oggi. Allora, queste aziende hanno dichiarato di adottare delle azioni di conciliazione tra la vita professionale e privata, e anche qui noi siamo andati a leggerlo a seconda della dimensione aziendale. E come vedete nel grafico di destra, ovviamente la conciliazione tende a crescere al crescere della dimensione aziendale, quindi arriva a un circa 65% nelle imprese più grandi, e invece si attesta intorno a un 40-45% a seconda della conduzione nelle imprese più piccole. C'è comunque un buon posizionamento del nord-est, e lo vedete invece in questo grafico qui accanto, rispetto alle altre aree nazionali. E in particolare siamo andati a vedere nel Veneto, e questa è un po' la fotografia del Veneto. Allora, intanto il Veneto sembra più sensibile a queste azioni di conciliazione tra vita privata e professionale, un 60% contro una media nazionale del 50%, e trova anche qui dei picchi oltre il 70% nelle imprese medio-grandi. Ma quali sono le azioni che queste aziende mettono più in atto? Lo vedete in questo grafico a destra, e mi sembra di capire che sono quelle azioni di flessibilità, di lavoro flessibile e di smart working per quasi la metà delle aziende, che in questo momento sono più richieste non solo dalle donne che stanno affrontando un periodo di maternità o diventano genitori, ma sono anche richieste in genere anche dai giovani e dalle nuove risorse che entrano in azienda. E poi però, giustamente lo diceva prima la direttrice Cristina Balbo, ci sono anche tutte le altre azioni, ma sono un po' a distanza, e quindi troviamo delle agevolazioni per gli spostamenti di casa lavoro, per consumare il pasto nell'azienda, e poi troviamo anche l'estensione e i permessi cura familiari oltre la normativa per legge, e la stessa cosa l'estensione dei permessi della cura dei figli, un 23%. E quindi vedete qui calano un po' le percentuali. Nelle imprese più grandi bisogna fare onore al merito che effettivamente il tema del reinserimento del rientro della maternità risale un po' al 27%, non è un terzo, ma insomma. Quindi anche qui c'è un'attenzione sicuramente nelle imprese più grandi, però anche qui gli asili aziendali rimangono, ahimè, anche nelle imprese più grandi ancora poco diffusi. Se poi noi andiamo a vedere l'altra faccia della medaglia delle forme di welfare e di benessere che le imprese mettono in campo, vediamo anche qui che c'è di nuovo una alta correlazione tra le misure adottate dalle imprese e la dimensione stessa delle imprese, forse ancora più accentuata di quello che abbiamo visto prima nella conciliazione tra vita privata e vita professionale. Ancora una volta il Nord-Est ha dei valori rilevanti e leggermente superiori anche alla media nazionale. E se andiamo a vedere l'adozione di misure di welfare, nelle imprese più grandi è veramente diffusa questa, quindi sembra molto più diffusa rispetto alla conciliazione tra vita privata e professionale, e qui quasi 9 imprese su 10 grandi venete applicano già delle misure di benessere ai propri dipendenti. Quali sono? Sono soprattutto misure che riguardano anche la retribuzione e quindi premi aziendali, e poi anche quelle che facilitano l'assistenza sanitaria, i flexible benefit un po' a distanza, e come vedete le altre voci di possibilità di convenzioni e di agevolazioni per sviluppare il proprio benessere, lo sport e il tempo libero.
E tutto questo, abbiamo detto, è un tema che fa bene al dipendente, crea questa relazione più stretta tra il dipendente e l'azienda, attira in termini di reputazione nuove risorse, ma fidelizza le risorse che sono già all'interno, sia il welfare e sia anche la conciliazione tra vita privata e professionale. Ma noi abbiamo voluto spostarci un po' più in là. E allora abbiamo detto, andiamo a vedere, leggendo i bilanci, se poi quelle aziende che hanno adottato queste misure nei confronti dei dipendenti sono aziende che poi sono riuscite a raggiungere i livelli di produttività migliori. Ed è proprio questo che ci è risultato. Noi qui abbiamo fatto un confronto pre-Covid 2019 e post-Covid 2021 sui bilanci, prendendo il valore aggiunto per addetto in migliaia di euro, e come vedete in Italia non solo c'è comunque una differenza netta tra le imprese che adottano il welfare e quelle che non adottano il welfare in termini di produttività per addetto, ma questo differenziale, vedete c'è un più 10.000 euro per addetto, è anche più alto di quello che era il pre-Covid. Quindi il Covid non ha intaccato questa capacità appunto anche delle imprese di avere dei dipendenti che contribuiscono moltissimo alla loro produttività. Per il Veneto è ancora un livello ancora più elevato, 11.600 euro. E poi anche a livello di redditività abbiamo voluto fare questo esercizio e vedere sempre su questo campione cosa trovavamo, e vedete che poi alla fine queste aziende che hanno questo approccio così di benessere nei confronti dei propri dipendenti sono anche aziende di benessere che non solo crescono, ma riescono ad avere anche livelli di redditività elevati. Ancora una volta, vedete, superiori rispetto al Covid, e in questo caso vediamo nel Veneto anche con livelli di redditività più alti. Con questo io concludo questo piccolo studio che abbiamo fatto, ringraziando la Presidente Camilla che ci ha stimolato su questo tema e sul quale noi continueremo ancora sicuramente a indagare. Vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie, complimenti. Esatto, mi riprendo anche il clicker, che passo rapidamente alla prima azienda dalla quale ci facciamo raccontare alcune delle esperienze, e quindi a Francesca Borsatto, che invito, HR Director IMEA per Videndum Media Solutions, alla quale cedo il clicker. Un applauso di benvenuto, questo, e a te. Grazie mille. Grazie mille, veramente un piacere essere qui stasera, sia per rappresentare l'azienda, quindi grazie per l'invito, ma anche perché io sono vicentina, sono mamma, quindi è veramente un duplice piacere per me essere qui oggi. Videndum Media Solution, chi siamo? Forse se dico Manfrotto qualcosina in più vi dice, vedo anche alcuni dei nostri prodotti, quindi Manfrotto è uno dei brand di Videndum Media Solution, azienda che fa parte di un gruppo inglese quotato alla Borsa di Londra, che è presente, come vedete, dalla America alla Nuova Zelanda, ma la cosa che ci rende orgogliosi è che siamo come headquarter in Italia, in Veneto, con il più del 60% dei nostri dipendenti proprio basato in Italia, tra Cassola e Feltre. Questi sono cosa facciamo? Creiamo, progettiamo, realizziamo e distribuiamo tutti quelli che sono gli accessori per chiunque voglia realizzare un'immagine, un contenuto, una foto, un video, quindi tutti questi sono i nostri prodotti. Solamente un'altra parola rispetto a noi in termini di numerici, giusto per farvi capire meglio il contesto e poi entriamo nel merito dell'argomento. Siamo 837 FTE, full time equivalent, 36% sono donne, età media più o meno di 44 anni e anzianità di servizio 12 anni. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Quali sono le nostre iniziative, soprattutto in termini di genitorialità? Parliamo innanzitutto e ci piace parlare di genitorialità e non di maternità,
perché è un linguaggio diverso e che va a rappresentare quello che è il nucleo familiare, il supporto generale a quello che è il nucleo familiare. Parliamo di valorizzare tutte le diversità, quindi utilizzare un linguaggio, cercare di eliminare qualsiasi forma di discriminazione, e tutte le iniziative che andremo a vedere sono contenute anche nel nostro contratto integrativo aziendale, realizzato con le organizzazioni sindacali, anche con Confindustria, ed è un contratto integrativo nuovo siglato proprio a partire da quest'anno per il successivo triennio. Entriamo nel vivo. Genitorialità, come cerchiamo di supportarla e di sostenerla nel tempo. Vedrete ci saranno delle iniziative, alcune molto specifiche, altre che magari qualcuno, che sicuramente anche altre aziende utilizzano, ma torna e tornerà il tema del tempo, del supporto e di creare inclusione rispetto a questo tema. Allora partiamo. Cosa facciamo in caso di, quindi prima della nascita, in caso di adozione, affido, procreazione assistita? Per gestire al meglio questo tema, che sappiamo possa essere anche molto delicato, possiamo concordare dei periodi di aspettativa non retribuita, quindi tempo, per gestire al meglio questo momento. Arriviamo alla nascita, al primo anno del bambino. Durante il primo anno del bambino, laddove il genitore, quindi di nuovo il genitore, non solo la mamma, il genitore lo chieda, vengono concessi fino a 5 mesi, fino a 5 giorni di smart working al 100% per i 6 mesi successivi all'aspettativa. Questo perché l'obiettivo è cercare di far rientrare il genitore al lavoro, non allungare la non presenza al lavoro, e farlo rientrare con la flessibilità, con la tranquillità necessaria dopo questo momento, che comunque sappiamo è un momento che poi richiede tempo e delle necessità particolari. Sempre durante il primo anno di vita del bambino è possibile concordare quindi ulteriore tempo, ulteriori ore a disposizione in aggiunta a quelli che impropriamente chiamiamo permessi all'allattamento, ma non sono altro che riposi giornalieri, quindi ulteriori 40 ore durante questo periodo. Un altro periodo particolare è l'inserimento al nido alla materna, che sappiamo richiede della flessibilità aggiuntiva, quindi è possibile concordare un orario flessibile in questo periodo, e laddove non fossero sufficienti i propri istituti, l'azienda concede ulteriori 10 ore a questo scopo. Cosa facciamo durante poi tutto l'arco della vita del bambino e del lavoratore? La scuola è finita, lo sappiamo, cominciano i centri estivi, e in questo caso l'azienda, con delle convenzioni presso dei centri estivi locali, fa appunto queste convenzioni, non solo fa le convenzioni, ma sostiene il 70% del costo dell'iscrizione per figlio, quindi dei summer camp che vanno a appunto facilitare la vita del genitore. Prima si parlava di supporto. Questo è proprio quello di cui parla l'Employee Assistance Program, quindi un programma di assistenza ai dipendenti che dia supporto in base a qualsiasi tematica, che può essere una tematica legata alla genitorialità, piuttosto che una tematica legata a un supporto psicologico, piuttosto che anche a tematiche più gravi, ma è un programma di assistenza gratuito, aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in lingua locale o in qualsiasi lingua parlata dal dipendente, al quale il dipendente può chiamare e trovare un supporto o comunque un confronto rispetto a queste tematiche. Smart working. Prima parlavamo dello smart working per il neogenitore 5 giorni su 5 fino a 6 mesi dal rientro della maternità. Qui parliamo di smart working fino a 2 giorni a settimana, concordabile con il proprio line manager, quindi questo riguarda genitore e dipendente, ma torna il tema del tempo, della flessibilità. Flessibilità oraria che troviamo qui, flessibilità oraria che troviamo diciamo suddivisa in tante tematiche.
Flessibilità oraria in ingresso, in uscita, in pausa pranzo, flessibilità in caso di concessione di part-time, che hanno priorità nel caso in cui vengano richiesti per accudimento, chiamiamo, dei figli, ma una novità, credo molto innovativa, che è stata introdotta quest'anno appunto con il nuovo contratto integrativo, riguarda i permessi flessibilità a carico azienda. Cosa sono? Per tutti i livelli dal B2 in su, permettetemi di chiamarli ancora sesti del metalmeccanico, perché io sono ancora faccio meglio con la classificazione precedente, quindi dal sesto in su, quindi livelli che hanno comunque un'autonomia e un certo grado di autonomia e di responsabilità. Nel momento in cui lavorano le 6 ore, le 2 eventualmente non prestate sono a carico azienda. Questo perché? Perché si deve sempre andare di più e crediamo fortemente che si debba sempre andare di più verso un lavoro per obiettivi, verso una cultura di fiducia tra lavoratori e azienda. Quindi nel momento in cui l'obiettivo è aziendale, l'obiettivo è definito, può essere che un giorno una persona ne possa lavorare 6, perché quando c'è poi da portare avanti l'obiettivo ne lavora 8 e mezza, e uno si gestisce il proprio tempo nel modo più efficace ed efficiente possibile per lui e per l'azienda. Welfare, oltre ai 200 euro del contratto collettivo, l'azienda aggiunge 100 euro, quindi sono 300, e sono da utilizzare all'interno di quella che è una piattaforma che ha moltissimi servizi, anche dedicati alla famiglia. E poi abbiamo altre iniziative che possono essere iniziative anche molto particolari, come la banca ore solidale, quindi il fatto che un dipendente possa cedere delle ore a favore di qualche altro dipendente proprio per delle situazioni particolari, o ulteriori ore di permesso aziendale per visite mediche o per accompagnare i figli a qualche visita. Concludo. Le conclusioni le abbiamo un po' sentite anche nelle precedenti presentazioni, ma creare un ambiente veramente diversificato, autenticamente diversificato ed inclusivo, l'abbiamo sentito anche poco fa, aumenta la produttività ed è un elemento imprescindibile per il successo aziendale. Tutte quelle attività rivolte al work-life balance permettono di avere collaboratori più motivati, più produttivi, e quindi di nuovo un aumento della produttività, ma anche più legati all'azienda. E come si diceva prima, riusciamo anche ad attrarre maggiormente i talenti, perché lo leggiamo sui quotidiani ogni giorno, il candidato esterno ormai cerca molto di più la qualità della vita, riuscire a gestire il proprio tempo piuttosto che solamente la parte salariale, e questo è quello che ci permette di fare. E creare una cultura aziendale inclusiva, quindi derivando valore concreto dalle diversità, permette di creare valore per l'impresa, ma anche per le comunità presso le quali operiamo. Quindi grazie. Grazie mille. Grazie Francesca. Grazie, complimenti. È sempre bello, secondo me, arricchente ascoltare quello che succede nelle altre aziende, perché, lo dico anche dal mio minuscolo punto di vista, possiamo portarcelo a casa e come buone pratiche da sicuramente portare e copiare in senso positivo. C'è una grande azienda adesso con la quale possiamo parlare, interloquire e ascoltare, quindi chiamo Sheila Bagattini, Head of Brand Media and E-Commerce, e Marie-Caroline Baron, People and Performance Lead Italia di Plasmon, The Kraft Heinz Company. Un applauso. Abbiamo un solo microfono, ma ve la gestirete alla grande, e il clicker. Fantastico. A voi. Grazie mille e buonasera a tutti. Allora, oggi vi raccontiamo un pochino quello che stiamo facendo sul brand Plasmon e un po' anche da dove è nato
quello che stiamo portando avanti. Quindi qua abbiamo messo una chart introduttiva, però penso che tutti voi conosciate Plasmon. Abbiamo appunto più di 120 anni di storia, quindi abbiamo più di 120 anni di storia a supporto delle famiglie italiane. E quello che ci piace dire è che siamo leader nella categoria e quindi siamo leader a scaffale, ma siamo anche un leader nel cuore delle famiglie, proprio perché siamo il brand preferito dalle famiglie con bambini e perché appunto cerchiamo di supportarli un po' in tutte quelle che sono le fasi di crescita del bambino, in quello che è un mestiere così difficile che è quello di essere genitore. E da qui è nato un po' il pensiero, perché questa è la nostra mission. Quindi Plasmon è il brand a supporto delle famiglie e vuole crescere il futuro dell'Italia. Questa però è una realtà. Quello che succede, quindi lo scenario che abbiamo davanti, è che in Italia non si nasce più. È che se continuiamo così, purtroppo il nostro paese questo futuro potrebbe non averlo. E quello che ci siamo detti, qua vedete anche il tweet di Elon Musk, quindi addirittura Elon Musk che twitta sull'Italia per cominciare e continuare a far svegliare un po' tutti noi e soprattutto tutte le persone che possono veramente fare qualcosa di concreto. E qui c'è stato un cambio anche nostro, quindi sono già qualche anno che abbiamo cominciato a ragionare anche noi come azienda, proprio perché eravamo i primi che vedevamo un po' questo trend come una variabile esterna, come qualcosa su cui effettivamente non potevamo fare niente. Ma in realtà non è così, l'abbiamo visto anche con l'introduzione della Presidente. Le famiglie sono all'interno delle aziende, le future famiglie sono all'interno delle aziende, i giovani di oggi saranno i genitori di domani e quindi effettivamente abbiamo detto, lavorando internamente sulle nostre persone e possiamo veramente fare qualcosa. E da qua è nato Adamo. E Adamo appunto è un progetto che è nato a metà febbraio quando l'abbiamo presentato, è un video in cui adesso qua vi presento la versione ridotta che porta tutti a far riflettere e ci porta veramente nel 2050, quindi ci porta in quell'anno in cui i demografi, tutti gli studiosi, l'abbiamo visto anche prima fra i vari titoli di coda che passavano, è l'anno in cui se questo trend continua così non ci saranno più bambini. Non è uno scenario drastico, nel senso che la cosa importante è che Adamo vuole dare quel pugno nello stomaco e far vedere quello che succederà, ma vuole dare una speranza, perché sappiamo che se lavoriamo insieme, aziende, istituzioni, riusciremo veramente almeno a fare la nostra parte e provare a cambiare. Vi lascio la visione del video e poi continuiamo. Eccolo. Ciao Adamo. Adamo è un bambino speciale, possiamo dire che tutti i bambini sono speciali, però lui è l'ultimo bambino nato in Italia. Cioè, dopo di lui nel nostro paese non è nato più nessuno. Noi facciamo tutto il possibile ovviamente per stargli vicino, per farlo giocare, per cercare di non fargli sentire questa mancanza, però ovviamente questa mancanza c'è. Pesci, mi chiamo Adamo. Nel nostro paese la questione demografica è stata a lungo fortemente sottovalutata e quindi siamo scivolati all'interno di questa trappola demografica irreversibile. Non siamo riusciti a passare dall'idea di un figlio come costo economico e come complicazione organizzativa per i genitori a invece intenderlo come valore collettivo su cui tutta la società ha convenienza di investire. Io mi ricordo benissimo quando è nato Adamo, ricordo tanta emozione, ricordo poi il suo pianto e la commozione mia e della mamma e del papà di sentire questo urlo alla vita, ci sono anch'io, ma non ci sono più quelle emozioni che si sentivano proprio anche solo entrando nelle stanze. Sono stati 3 anni complicati, però posso dire con certezza che non abbiamo mai dubitato neanche per un secondo, direi, di aver portato Adamo in questo mondo. Per noi
rappresenta anche un po' la speranza, perché i bambini sono il nostro futuro. E questo è anche il video con cui sono stati aperti gli Stati Generali della Natalità, quindi l'evento diciamo più importante ormai da qualche anno a questa parte, in cui veramente si parla, sono 2 giorni in cui si parla di denatalità e proviamo insomma a trovare delle soluzioni concrete. Quello che poi c'è dietro anche Adamo è quello che effettivamente, se guardiamo anche questi dati, che sono i dati di una ricerca che abbiamo fatto con il professor Marini dell'Università di Padova, ci dicono che gli italiani vogliono avere figli, ma il problema è che il 53% si dice che non riescono perché ci sono temi difficili, non riescono a conciliare casa-lavoro, ci sono problematiche legate a economiche, lavorative, organizzative. E se andiamo poi ad approfondire un po' questo 53,5, quello che vediamo è che una grossa fetta è quello che possiamo fare noi veramente come aziende. Quindi qui vediamo veramente che se agiamo e se facciamo qualcosa riusciamo tutti insieme a portare un po' un cambiamento. Quindi quello che abbiamo appunto deciso di fare con Adamo è stato creare una piattaforma perché quello che vogliamo fare è proprio creare una collaborazione fra aziende e istituzioni per portare best practice, condividere tutto quello che abbiamo visto anche con la collega nello speech precedente, quindi un po' tutto quello che le aziende stanno facendo, condividere, portare avanti, ma continuare anche ad avere a bordo anche le istituzioni, perché sappiamo quanto poi sia fondamentale anche il ruolo delle istituzioni in tutto questo percorso. Quello che abbiamo fatto è stato anche prendere un po' un esempio da quello che è stato fatto dalle aziende in un altro settore, quindi qua parliamo in un settore del fashion, quindi un'azienda come Kering ha guidato appunto questo progetto, il The Fashion Pact, hanno creato questa piattaforma, ma se andiamo poi su questa piattaforma è una piattaforma totalmente senza brand. Ci sono però tutti i brand delle aziende nel fashion, che più o meno sono circa il 30-40% di tutte le aziende del settore, e si sono proprio impegnati su tutto quello che poi sono temi un po' più caldi per quel settore, quindi soprattutto il tema della sostenibilità, per andare a cercare veramente di cambiare le cose. E questo è un po' quello che vogliamo fare noi con Adamo. Il progetto è nato appunto a febbraio, quindi per noi diciamo che la prima fase è stata anche quella di creare un po' di rumore, quindi abbiamo creato un evento a Milano in cui l'abbiamo presentato, in cui erano presenti altre aziende, erano presenti le istituzioni. Abbiamo poi che ci siamo soffermati un po' sul cercare di avere anche altri partner a bordo, quindi avere veramente altre aziende, perché sappiamo che neanche anche con il dialogo con le istituzioni, quando andiamo uniti è diverso rispetto a quando si muove un'azienda sola. Quindi ad oggi abbiamo a bordo già Chicco ed Edenred come realtà, quindi con loro stiamo già dialogando per vedere un pochino appunto le loro parental policy e che cosa possiamo fare e che cosa possiamo condividere. Poi c'è stato appunto un momento di dialogo anche con le istituzioni, quindi siamo andati diverse volte anche proprio dal ministro Roccella, siamo arrivati fino agli Stati Generali dove abbiamo presentato Adamo, dove abbiamo condiviso anche quello che stavamo facendo sul progetto. Quello che poi vogliamo fare è lavorare con le aziende, quindi lavorare ad altre aziende insieme e creare una sorta proprio di carta dei valori. Qui appunto sono riassunti un po' i punti anche un po' più in concreto, quindi quello che abbiamo fatto anche lato istituzionale è stato anche aderire al codice di autodisciplina per le imprese responsabili a favore della maternità, quindi siamo stati la prima azienda a firmare il codice. Quello che però abbiamo detto anche in fase di discorso d'apertura è che anche per noi non è solo maternità, quindi comunque stiamo lavorando a livello proprio di nostre parental policy, di lavorare proprio sulla genitorialità. Quindi quello che vogliamo fare anche insieme appunto alle aziende partner del progetto è di creare questa carta dei valori che possa andare anche ad ampliare quello che è il codice a favore della maternità in questo momento, per cercare veramente di supportare tutto quello che è poi il difficile, le difficoltà che
che ci sono nel diventare genitori. E poi appunto andare a condividere anche delle best practice sulla parental policy fra le aziende a bordo di Adamo. Quindi adesso ancora noi stiamo continuando a parlare con le aziende, stiamo appunto cercando di creare e di ampliare ancora di più i partner che ci sono a bordo, perché crediamo che in questo modo riusciamo veramente a concretizzare ancora di più. Quindi appunto, come dicevo, abbiamo iniziato questo percorso, quindi la firma del codice di autodisciplina, però il nostro percorso anche proprio interno sulla parental policy è iniziato ancora prima di Adamo, è un percorso appunto che parla di genitorialità condivisa, è un percorso che ascolta quelle che sono le necessità di quelle che sono le persone all'interno della nostra azienda, e lascio adesso la parola a Marie così vi racconta un po' più nel dettaglio cosa stiamo facendo. Grazie Sheila, buongiorno a tutti. Io sono francese, però ormai quasi italiana perché sono 15 anni che vivo e lavoro a Milano. Ho raggiunto Kraft Heinz 3 mesi fa, quindi faccio veramente il portavoce di tutto un lavoro che è cominciato ovviamente prima del mio arrivo. Quindi, come diceva Sheila, con Adamo era ovviamente molto naturale e fondamentale andare a rivedere le nostre politiche aziendali a supporto della vita familiare per poter dare gli strumenti necessari a tutti chi nella nostra azienda vuole diventare genitore in tutte le sue forme e diversità. Quindi si tratta ovviamente di politiche aziendali in costante evoluzione che hanno come obiettivo di supportare la genitorialità nel modo più inclusivo possibile e partendo, come diceva Sheila, da un concetto di genitorialità condivisa. Come abbiamo lavorato? Ci siamo focalizzati su 3 macro aree che abbiamo anche sentito un po' nell'introduzione prima. Molto importante è la flessibilità, quindi in Kraft Heinz, in Plasmon abbiamo un modello di smart working che offre a tutti i nostri collaboratori la possibilità di lavorare 2 giorni da casa, 3 giorni in ufficio, lasciando piena autonomia al collaboratore nella scelta delle modalità in diretta con il proprio line manager. Sembra poco, ma in realtà sempre nel percorso di ascolto delle nostre persone siamo passati da avere una sede nell'Interland milanese, quindi poco connessa, con pochi servizi, adesso siamo in Piazza Le Lodi a Milano con un sacco di servizi e di connessione a supporto dei nostri collaboratori. E poi se entriamo un po' più negli aiuti per i nostri genitori, abbiamo deciso per tutte le mamme in attesa di darle la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti per le visite mediche senza alcun limite giornaliero di orario, perché sappiamo che a volte ci sono le code in ospedale dal medico e quindi non vogliamo creare stress ulteriore. Molto importante, quindi last but not least, è quello che offriamo a tutte le neomamme che tornano dalla maternità, hanno la possibilità di usare la 4-day week, ovvero lavorare 4 giorni a settimana, 4 giorni però retribuiti al 100%, questo per un anno dal rientro della maternità. Molto importante, come dicevo prima, è lavorare sulla genitorialità condivisa e i supporti economici. Credo che l'iniziativa dalla quale siamo la più fiera è questo Second Caregiver Policy che oltre ai 10 giorni previsti dalla legge permette ai neopapà di assentarsi per 60 giorni pagati al 100%. Abbiamo, come potete vedere, la possibilità di integrare la maternità obbligatoria al 100%, integriamo anche il congedo parentale facoltativo per le neomamme al 60% per 5 mesi e poi vedete che abbiamo anche dei rimborsi dell'asilo nido o per le spese educative a secondo dell'età del bambino. Ovviamente siamo Plasmon, abbiamo dei bellissimi prodotti, quindi forniamo a tutti i neogenitori un bel pacco prodotto abbastanza importante per accompagnare i loro bambini fino ai 1000 giorni di vita.
E poi, lo dicevamo anche prima in introduzione di questo momento, di questo convegno, molto importante ascoltare, accompagnare i genitori in questa avventura fantastica della genitorialità, quindi ci sono dei momenti dedicati con HR, ovviamente un supporto psicologico aperto 24 ore su 24 ore, percorsi mirati, personalizzati di mentoring e di coaching per le donne e per le neomamme. E siamo anche molto contenti di aver pubblicato pochi giorni fa questo parental book che permette di dare la visibilità a tutti i collaboratori su quello che noi offriamo, aiutandoli anche a navigare le difficoltà amministrative, no? L'INPS, non INPS, come mi comporto quando so che sono in città, eccetera. Quindi un aiuto anche molto concreto per supportare i nostri genitori. Questo è quello che noi umilmente facciamo, che siamo contenti di condividere con voi oggi e siamo contenti anche perché con Adamo e il prof Marini dell'Università di Padova abbiamo fatto una seconda ricerca cui i risultati sono usciti a maggio e che ci ha confermato che stiamo proprio andando nella direzione giusta, perché questo, vedete, sono le iniziative di welfare che nel campione che noi abbiamo interrogato, un campione comunque molto rilevante statisticamente, sono più apprezzate dai genitori dipendenti. Stiamo parlando di flessibilità oraria, permessi retribuiti per visite mediche, check-up di salute, asilo nido aziendali o relativi supporti economici e estensione dei congedi parentali. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e rinnovo grazie, rinnovo l'appello per chi di voi vorrà raggiungere Adamo e contribuire al futuro dell'Italia. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Complimenti per le vostre iniziative. Grazie. Ci prendiamo una pausa dalle tante slide che abbiamo visto fino adesso e quindi adesso ci facciamo una chiacchierata un po' più comoda su queste poltroncine e quindi invito Tarin Di Ventura. Vieni Tarin. Fondatrice di Un lavoro per mamma, che è una realtà davvero molto molto interessante, quindi diamole il benvenuto. Prego. A te. Grazie. Allora, anzitutto ti chiederei di voler raccontare che cosa fa Un lavoro per mamma, come è nata, quando è nata, perché è molto, molto interessante secondo me quello che fai e che stai provando a fare. Grazie. Allora, Un lavoro per mamma ha 2 anni, quindi è molto piccola, però cresce molto bene. È nata proprio per dare... È nata da un'esigenza, che era quella di rimettere le mamme al centro sul tema lavoro, perché spesso non solo a livello pratico, organizzativo, di servizi e di quant'altro le mamme non sono al centro, ma a volte non ci si sentono nemmeno psicologicamente. Quindi spesso capita che una mamma si sente una lavoratrice di serie B, e questo non deve succedere perché ovviamente non è assolutamente così. E quindi nasce proprio come supporto non psicologico ma professionale alle neomamme, ma poi in realtà a tutte le mamme, nel senso che io l'ho pensato come un servizio per le neomamme, ma mi sono poi accorta andando avanti che è stato un servizio utile a tutti, anche ai papà. Perché nasce proprio appunto dall'esigenza di aiutare professionalmente i neogenitori o i genitori in generale a prendersi più spazio nella propria vita personale, senza toglierlo al lavoro, ma semplicemente con una maggiore efficienza, efficacia del lavoro e anche con una consapevolezza maggiore di quello che possono fare e di quello che devono chiedere. Tra l'altro il tuo sito, che sono andato a guardarmi quando ho scoperto la vostra realtà, mi ha stupito per praticità. All'inizio del dibattito dicevamo essere molto concreti. C'è una frase, mi sono segnato, c'è scritto non si sogna, si fa. Proprio molto 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 concreto. E ci sono i diversi servizi che voi offrite, che sono il supporto, trovare un nuovo lavoro, eccetera. Magari vale la pena raccontare un po' lo spettro di più di quello che fate, anche basato sul tuo percorso prima di fondare questa nuova realtà. E ancora di più la cosa che mi è interessato è c'è un'area un po' scopriamolo insieme, diciamo così, no? Per chi ha le idee poco chiare, e anche quello è un servizio utilissimo, direi. Esatto, perché come dicevo prima spesso non si ha nemmeno magari la consapevolezza di quello che si può
o si deve, perché in alcuni casi si parla proprio di diritti che magari non sono nemmeno conosciuti, quindi quello che si può o si deve fare. E diciamo che i servizi variano dal semplice ricollocarsi, quindi cercare un lavoro che sia o più in linea con la nuova vita da mamma, perché magari quello di prima non lo era, o un ricollocamento, un cambio di settore, di ambito, con una formazione specifica, o anche un cambio vita, quindi magari avviare una propria attività o diventare freelance. E poi appunto la sezione non so cosa voglio è dedicata alle mamme che vogliono cambiare ma non sanno cosa, perché come dico sempre io, a volte non sapere cosa fare perché non sai quello che puoi fare, quindi nel momento in cui uno ti dà una prospettiva di quello che tu puoi fare, a quel punto puoi scegliere, formarti e prendere il tuo percorso. Io ho un taglio molto pratico e quindi non si sogna, si fa, è duplice la lettura di questa frase, nel senso che da una parte non sogniamo ma facciamo, cioè noi facciamo concretamente delle azioni che ti portano a quel risultato, ma soprattutto la vita lavorativa come la vuoi tu non si sogna ma si fa, perché c'è molto questo atteggiamento di pensare a, ecco, tutte le cose che abbiamo sentito fino adesso, quando io le racconto, la prima frase è un sogno. No, non è un sogno, è realtà, quindi queste cose non vanno sognate, vanno fatte, e soprattutto deve partire da noi anche la consapevolezza di richiederle, e quindi è importante fare. C'è un'unicità rispetto alle altre esperienze che abbiamo ascoltato fino adesso nel tuo caso, perché è il tuo modello di business, quello di aiutare, no, le mamme, neomamme, adesso anche i papà, ci raccontavi. Credo che questo sia un vero driver di cambiamento, cioè non solo che è ovviamente un modo di fare le cose all'interno di un'azienda che fa altro, buone pratiche, ma trovare una sostenibilità economica per un modello di business pensato proprio su questo. Credo che sia un cambiamento radicale sostanzialmente, no? Quindi questo è molto bello, e la tua praticità, trasparenza veniva fuori di nuovo dal tuo sito, perché c'è il pieno racconto di quello che si fa, ci porta magari nel flusso, nel corso che fa chi vuole magari creare una nuova realtà. Esatto, nel senso che io mi medesimo molto nelle persone che vengono da me, perché io per prima ho provato quelle sensazioni, nel senso che nel momento in cui ho deciso di mettermi in proprio anzi nemmeno dopo la nascita, perché ero ancora incinta quando l'ho deciso, ho già iniziato a notare una serie di difficoltà, e quindi ho ragionato proprio su quelle difficoltà e su come abbatterle, in primis proprio a livello di barriere che una mamma può trovare, e che appunto non sono soltanto organizzative ma proprio psicologiche. Quindi io non sono una psicologa, però molto spesso vedo che la sicurezza professionale a volte è in grado di abbattere anche l'insicurezza personale, quindi questo è molto importante. Prima stavamo chiacchierando e mi dicevi che non c'è un target particolarmente specifico, non c'è una demografica alla quale voi in maniera netta vi state rivolgendo, però credo che anche questo sia interessante, vuol dire che c'è un bisogno diffuso, e dall'altra parte questa apertura anche ai papà, una richiesta anche da parte dei papà. Qual è il trend che vedi e qual è la fotografia che riesci a fare dal tuo punto di vista? Esatto, non ci sono dei dati che spingono più una cosa piuttosto che un'altra, perché quello che accomuna tutte le persone che vengono da me è soltanto il fatto di voler passare più tempo con la propria famiglia e cercare appunto un lavoro che consenta una flessibilità in questo senso. Quindi sono i profili più diversi, dei settori più diversi, delle età più diverse, veramente molto molto vario, e non c'è qualcosa che rispetto agli altri è... E prima mi correggevi anche perché ho detto neomamme, mi hai detto non solo. Non solo neomamme, nel senso che si pensa sempre che questo è un problema delle neomamme, perché i bambini piccoli hanno bisogno di più attenzione, cosa che ovviamente è vera, però anche nella fase 6, 7, 8 anni, le elementari, eccetera, molte mamme, molti genitori in generale sentono il desiderio, oltre che la necessità, perché comunque poi quando la scuola finisce questi bambini da qualche parte devono andare, ma anche il desiderio di seguirli, di fare i compiti insieme, quindi una vicinanza che comunque magari fino a quel momento non hanno mai avuto e che poi si scatena. Quindi non è soltanto un problema delle neomamme, ma di tutti, ecco.
chiusura flash, avevo grandi aspettative sul fatto che, visto il tuo sito, saremmo stati concisi, abbiamo risparmiato qualche minuto visto che eravamo un po' in ritardo, ma c'è un'altra frase che mi aveva stupito sempre nel tuo sito, che dici in modo tale che la maternità non sia un buco nel CV sostanzialmente. Poi ne parleremo anche nelle altre sessioni, nelle altre esperienze che verranno raccontate. Mi sembra un tema fondamentale, no? Esatto, questo è proprio il mio slogan, quindi la maternità non come buco nel curriculum, ma come momento per innanzitutto prendere consapevolezza anche delle proprie capacità, anche nuove acquisite magari con la maternità, e soprattutto magari un momento anche per fare un po' il punto su quella che è la propria professionalità e il percorso che si vuole intraprendere, e anche, perché no, trovare quello slancio, come è successo a me ma anche a tantissime altre persone che ho seguito, quello slancio per cambiare che magari fino a quel momento non avevi avuto, e fare anche qualcosa che da un po' di tempo, no, era lì magari, no, fermo nel cassetto. E ci serve gentle nudge ogni tanto per dare la spinta per partire. Grazie mille, grazie Tani, grazie mille. Grazie. Ritmo forsennato in questa chiacchierata, quindi aspettative molto alte anche per Pietro Geremia, che invece è il presidente e amministratore delegato di San Marco Group. Benvenuto. Benvenuto, a te microfono, clic, sei armato fino ai denti. Domanda anche a te per raccontarci anzitutto voi che cosa fate come gruppo, e poi invece le tante cose belle che avete portato avanti come iniziativa interna. Volentieri Alessandro, buon pomeriggio anche da parte mia, è un super piacere, anche se un po' emozionato, per fortuna ci sei te con me. Eccoci qua. E non sono da solo in questo bellissimo location. Io rappresento San Marco Group, che è un produttore di pitture e vernici, è un'azienda italiana, 100% italiana, e abbiamo la sede a Marcon, che si trova vicino a Venezia, ed è un'azienda che ha una tipica storia di un'azienda italiana, quindi ha umili origini. È stata fondata da mio bisnonno diversi anni fa, lui era un veneziano, da giovane era un addetto in una drogheria, non c'erano i colorifici all'epoca, di un negozio a Venezia, e vendeva queste terre colorate agli artigiani dell'epoca. E dopo lui si è messo in proprio, ha iniziato a vendere latte, ha iniziato a vendere ghiaccio. Dopo queste attività non sono andate bene, per fortuna, perché dopo si è messo in proprio e ha iniziato a commercializzare prima e poi produrre le pitture. Questo era negli anni 30. E questo, diciamo, per dare, diciamo, anche dopo queste bellissime case aziendali che abbiamo sentito, e anche, diciamo, anche un esempio, un'azienda del territorio veneto. Dopo è entrata la figlia, quindi mia nonna, che ha stravolto l'azienda, e qui è stato, sin da quegli anni, quindi parliamo degli anni 50, un po' una forte discontinuità per l'epoca, perché provate a immaginare un'azienda chimica in anni 50 veniva presa da una donna e è diventata capitana d'azienda. Era piccolina l'azienda, però comunque non era scontato, non era facile. Quindi questa signora, laureata, una delle prime donne a laurearsi in Ca' Foscari in economia e commercio, ha dato un imprinting di un'azienda, da una bottega, come si dice qui in Veneto, a un'azienda industrializzata, e è stato, come si dice, un esempio poi per suo figlio, mio padre, e tutte le generazioni che hanno vissuto. Quindi ecco, volevo collegarmi con un po' di romanticismo a questo aspetto familiare. Molto bella la nonna ha compiuto 102 anni il 1° marzo, purtroppo è mancata un mese fa, però ancora, ecco, tanto di quello che adesso dirò è anche merito suo. Esatto, perché voi avete fatto un annuncio di recente proprio sul tema del welfare aziendale, no? Con un supporto finanziario che è molto importante, molto bello. Magari vale la pena un po'. Hai già spoilerato, diciamo, alcune delle cose che fate, però se ce le vuoi raccontare, certo. Sì, quindi per concludere, quindi azienda, diciamo, di umili origini. Oggi siamo primo operatore, siamo leader di mercato nelle pitture in Italia, operiamo in 100 paesi all'estero, abbiamo 4 siti produttivi in Italia e 4 all'estero, 4 in Europa, ed esportiamo il Made in Italy, quindi esportiamo i decorativi, le pitture che danno emozioni in tutte le case, diciamo, in tutto il mondo. Nel 2013, arrivo al tuo punto, nel 2013 abbiamo lanciato, o meglio, io non ho fatto niente,
ha fatto mia sorella Maria Luce, io ho 2 sorelle, Marta e Maria Luce. Altro elemento, diciamo, chiave del tema, Maria Luce, che è responsabile HR, ha lanciato nel 2013 un progetto welfare che all'epoca era estremamente, diciamo, agli albori, e questo progetto welfare è stato estremamente di successo in quanto ha veramente capito i bisogni della popolazione aziendale, ovvero ogni anno l'ufficio risorse umane faceva delle survey, ascoltava i dipendenti sia con dei focus group che con delle survey diciamo specifiche, e cercava di capire i needs, i bisogni delle persone, e questo si è modificato di anno in anno. Quindi abbiamo molto ascoltato le persone, siamo partiti da questo. E grazie a questo abbiamo lanciato il welfare, quindi abbiamo lanciato la possibilità per i dipendenti di sfruttare i bonus e il premio di redditività per accedere ai servizi esentasse, quindi tutti i blue collars e gli impiegati hanno 4.000 euro di premio produttività, poi i manager, i middle manager hanno i vari MBO e bonus, e questi possono utilizzare per accedere a dei servizi sulle legate alla famiglia, all'area sanitaria, previdenziale, ma anche viaggi, vacanze, sport, benessere e tutte le attività per i figli. E oggi circa l'85% delle persone utilizza questi welfare e sono estremamente ben apprezzati. Ma non solo, abbiamo lanciato anche l'Academy, dove è uno spazio dove i dipendenti possono usufruire H24 per fare diverse attività. Abbiamo lanciato 2 case vacanze, una nelle Marche, una in Croazia, dove i dipendenti possono gratuitamente usufruire una settimana cada uno con solo 100 euro per le pulizie. E quest'anno abbiamo nei 4 siti produttivi installato delle bici elettriche per agevolare, che si possono, diciamo, noleggiare da parte dei dipendenti, per agevolare il tragitto casa-lavoro, che a Milano è comune. Diciamo, nella periferia, noi viviamo in un paesino di 20.000 abitanti e gli altri siti produttivi più o meno uguali, e non è così scontato. E questo mese abbiamo lanciato la mensa aziendale nuova con lo chef e anche con la colazione gratuita prima dell'ora di lavoro, dove si può fare anche un po' di warm up alla mattina prima di iniziare. Quindi questo è un sistema di welfare integrato veramente che ascolta il bisogno delle persone. E poi, scusami, poi misurate anche come queste... Assolutamente, questo assolutamente, perché nessuna delle aziende qui presenti è no profit, quindi assolutamente tutte queste iniziative sono orientate alla creazione di valore per gli stakeholder, per gli azionisti, ma anche per tutte le persone, e questo lo facciamo appunto annualmente. E uno degli indicatori più di maggiore attenzione, sono diversi KPI, è il turnover, che anche le aziende prima dicevano, in quanto noi facciamo un riferimento con i dati di turnover appunto del nostro settore di riferimento, e questo dati di turnover, soprattutto in questo momento di shortage di personale, è fondamentale ed è il nostro elemento anche di fiducia nel continuare a investire in queste tematiche. Quindi riusciamo a trattenere le persone, ma anche a attrarre. E questo non va a drenare la redditività all'azienda, anzi noi da credo 8 anni abbiamo un EBITDA margin sopra il 20%, quindi non sono investimenti che vanno a ridurre la redditività dell'azienda, anzi migliorano, perché le persone, come si diceva prima, sono più motivate, più ingaggiate, sentono la maglia aziendale propria a San Marco nel nostro caso, e quindi danno il 100%. Quest'anno abbiamo deciso, meglio, questo era autunno scorso, in fase di budget, abbiamo deciso a fronte di questo survey che abbiamo ricevuto dal dipendente, quindi è la voce del popolo, della nostra popolazione aziendale, di dare una svolta integrativa legata al nostro piano welfare sulla famiglia. Parlo famiglia per non fare neanche errori grammaticali, perché sono termini sia in italiano che in inglese non facili. No, sulla famiglia, sulle persone. E per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato queste iniziative che vedete da quando sono partite. Questo, se potete proiettarlo, grazie. Sono delle iniziative, sono moltepliche. Questo riguarda il raddoppio del congedo di paternità, ovvero l'azienda
il congedo di paternità obbligatoria è di 10 giorni e l'abbiamo raddoppiata di altri 10 a carico dell'azienda, questo per ovviamente dare la possibilità al padre di dare una mano in famiglia quando diventa appunto padre. E non solo, ovviamente questo è facoltativo e quindi l'azienda e credo un po' tutto il sistema è chiamato nell'anche sensibilizzare queste tematiche che non sono per niente scontate, per cui stiamo facendo sia in azienda noi un'attività di sensibilizzazione, questo è partito proprio 2 mesi fa per diciamo, far capire questa tematica e come anche utilizzare questi nuovi strumenti in tutti i nostri dipartimenti, in tutte le nostre fabbriche italiane. In particolare questa attività di sensibilizzazione di cosa? È attraverso un consulente che si mette a disposizione come si dice, noi abbiamo 3 consulenti, uno che lo sta utilizzando in persone che è un nutrizionista, quindi dà dei percorsi di alimentazione ai dipendenti. Uno è uno psicologo che l'abbiamo, è vero, si chiama Chiara. E la seconda consulente è uno psicologo che l'abbiamo lanciato durante il Covid, perché durante il Covid tutti hanno reagito in modo diverso, no? Vi ricordate, c'erano persone molto anche impaurite, quindi abbiamo dato questo psicologo che ha... È una figura interna? No, sono tutti esterni a disposizione. Nel nostro ufficio web virtuale ci sono i numeri di telefono, i contatti email e in modo assolutamente diciamo, autonomo, a costo supportato dall'azienda, il dipendente può contattarli. E la terza consulente esterno è questo coach per sensibilizzare queste tematiche che sono estremamente importanti per alcune persone anche con questi strumenti nuovi. Non solo in azienda ma anche fuori, perché nelle scuole ovviamente del territorio abbiamo con il nostro ufficio, in questo caso è il nostro personale dell'ufficio risorse umane, stanno raccontando anche nei percorsi STEM la parità di genere. Questo è molto importante perché noi abbiamo, come si dice, abbiamo più o meno i dati prima, circa un 30% di presenze femminili sul totale, quindi è un dato ridotto. È vero che siamo un'azienda chimica legata alle costruzioni, però si può benissimo sfatare questi tabù, quindi anche lavorando sulle scuole, sulle università si può aiutare a questo punto. Poi ancora eroghiamo borse di studio, questo le facciamo sia ai figli dei nostri dipendenti, medi, superiori e università, che diamo fino a 1.000 euro se prendono più di 100 su 110 all'università, però anche per le studentesse STEM. Vado veloce perché vedo che ci sono i minuti che stanno terminando. E poi abbiamo lanciato, che è quello che dicevi te Alessandro a inizio anno, il famoso bonus bebè che è andato anche sugli articoli, ovvero diamo un supporto economico, sono tutte azioni pratiche, concrete, di 6.000 euro per ogni nuovo figlio, quindi ad entrambi i genitori, sia esso padre che madre, in welfare, con i 3.000 euro alla nascita, 2.000 euro al primo anno e altri 1.000 euro al secondo anno. Questo ha un duplice obiettivo. Il primo, dove l'azienda dice: noi siamo vicini a te, mamma o papà, se diventi mamma e papà, quindi siamo molto pro. E il secondo obiettivo è quello di, ovviamente l'aspetto economico, quello di sostenere economicamente la nuova famiglia, perché siamo in una forte crisi di inflazione, i costi per diventare mamma e papà sono enormi e quindi in questo modo noi l'aiutiamo. Ovviamente noi non siamo un'azienda no profit, è un modo per trattenere la persona, cioè la persona che vede l'azienda vicina in questo momento, è anche bello ma non facile. Io non ho figli, spero di averli presto e anche tanti, ho 5 nipotini, non è facile avere figli, ho visto mie sorelle e soprattutto ci sono costi molto molto elevati. Poi leggo con voi, c'è l'altra iniziativa come l'azienda di prima, abbiamo integrato per tutto il periodo di maternità la facoltativa, la parte della quota per arrivare al 50%, quindi aiutiamo anche per la maternità facoltativa. E
E aiutiamo i genitori nel rientro in azienda sempre con questo consulente, quindi quando rientrano i genitori, sia mamma che papà, diamo un aiuto per, come si diceva prima, nella nuova sfera, diciamo, della famiglia. E abbiamo fatto delle convenzioni con degli asili locali per i dipendenti dell'azienda, le convenzioni di campus estive che non sono assolutamente banali, perché ci sono luglio e agosto che sono estremamente complicati da un aspetto organizzativo, quindi diamo anche un aiuto, e anche qui i costi sono molto aumentati, e li vedo anch'io indirettamente con mie sorelle. E vabbè, questo è legato alle banche di assicurazione con cui abbiamo fatto delle convenzioni sempre per i dipendenti. E infine il codice etico, che è in azienda ormai da una quindicina di anni, l'abbiamo aggiornato sempre in tema ESG e diversity, e viene dato nella prima settimana di lavoro in azienda, non cartaceamente, ma appunto in questo ufficio web. Quindi cerchiamo, diciamo, di dare attenzione alla persona e alla famiglia, un po' come si diceva prima, nelle varie fasi che ci sono quando ci si diventa papà o mamma. Rispondimi con un flash, così stiamo nei secondi. Certo. Perfetto. Ogni quanto fate questi survey, questi momenti di ascolto? Una volta all'anno. Una volta all'anno, beh, complimenti, davvero fate un sacco di cose meravigliose. Grazie. Con 4 secondi di anticipo ti direi accogliamo insieme. Certo. Perché sono anche molto curioso di ascoltare la prossima, conoscendo il fondatore di One Day Group. Sono molto curioso di ascoltare il prossimo intervento. C'è Elena Pozzetti, People and Culture Business Partner di One Day Group. Quindi, che cos'è One Day? Semplice, nuove generazioni al centro. È difficile spiegare chi siamo e cosa facciamo. Ci piace fare impresa in modo diverso. Testiamo, implementiamo e diffondiamo un nuovo coinvolgente modo di vivere il lavoro e fare impresa. Siamo oltre 300 team member di età media 30 anni e lavoriamo in uffici wow! Il campus C30 e C32 e il nuovissimo PL7. 600 coworker in 8.000 metri quadri con 50 sale riunioni a tema e spazi in cui organizzare più di 200 eventi all'anno. Creiamo nuovi business e costruiamo community come Scuola Zoo, la community di giovani più grande d'Italia. E WeRoad, presente in 5 paesi e primo profilo social di adventure travel del mondo. Tutto questo lo facciamo per noi e per gli altri, perché condividere le nostre competenze è nel nostro DNA. Ogni giorno aiutiamo scuole, aziende e istituzioni a credere come noi nel potenziale dei ragazzi e ad accorciare le distanze tra loro e le nuove generazioni. Perché vogliamo avere un ampio, positivo e duraturo impatto sulle persone e sul mondo, mettendo le nuove generazioni al centro. One Day, le nuove generazioni al centro. Ma essere genitori oggi è davvero da eroi? Buonasera a tutti, sono Elena Pozzetti, People and Culture Business Partner di One Day Group. E oggi vi voglio raccontare cosa facciamo ogni giorno per mettere le nuove generazioni al centro, ma soprattutto per supportare i genitori che lavorano con noi. Prima di entrare nel vivo di quello che è tutto il sistema welfare e benefit pensato per le nostre persone, voglio trasmettervi in modo molto veloce quelli che secondo me sono i 3 concetti fondamentali che devono essere sempre alla base di ogni strategia di caring. Coerenza. È fondamentale che tutto ciò che viene comunicato verso l'esterno sia coerente con ciò che viene comunicato internamente e soprattutto che tutto questo sia poi reale e quindi concretezza. È fondamentale che le vostre persone possano dire è vero. La mission e i valori devono essere trasmessi attraverso qualsiasi azione fatta ogni giorno. E infine il mio preferito, presenza. Le nuove generazioni hanno bisogno di sentire che l'azienda c'è, che l'azienda è lì per loro, che li vede non come risorse umane, ma come persone. E che è pronta ogni giorno a fare un passo in avanti verso di loro, verso il loro benessere. E probabilmente starete pensando, ma perché fare tutto questo investimento di tempo per il benessere dei dipendenti? Per questo motivo qua.
Perché dipendenti felici e soddisfatti semplicemente lavorano meglio. Perché il caring che voi farete verso le vostre persone arriverà direttamente al cliente finale. Passerà attraverso il lavoro dei vostri dipendenti, diventerà la loro qualità, diventerà attenzione al dettaglio e rispetto delle deadline. In qualche modo vi tornerà sicuramente indietro, positivamente. In One Day abbiamo cercato di costruire un pacchetto benefit, appunto per le nuove generazioni, perché la nostra età media è 30 anni, che potesse far sentire ognuno il nostro primo cliente. E uno dei benefit più amati da tutti è sicuramente quello dei viaggi. 2 delle nostre aziende fanno viaggi, sono We Road e Scuola Zoo. Ecco quindi che abbiamo deciso di regalare ad ogni nostro dipendente 2 viaggi all'anno gratis. E questo perché lo facciamo? Perché gli consentiamo di toccare con mano il lavoro di un anno. Immaginatevi anche una figura che lavora in amministrazione, che pensa che probabilmente il proprio lavoro sarebbe identico se applicato a qualsiasi altro contesto. Portandoli in viaggio con noi gli facciamo vedere che non è assolutamente così. Trattandogli come nostro primo cliente, noi gli faremo vedere che la task che sembrava quotidiana fino a se stessa, in realtà va a realizzare qualcosa di più grande. Va a realizzare le esperienze che sta vivendo, va a creare le relazioni, le connessioni, le nuove amicizie che andrà a creare in viaggio e che si porterà a casa. La persona tornerà in ufficio con una consapevolezza totalmente diversa. Vedrà un senso molto più alto a quello che sta facendo ogni giorno. Ma soprattutto tornerà molto più ingaggiato e motivato e diventerà il vostro primo brand ambassador. Praticamente vi metterà in atto delle strategie di employer branding senza che neanche voi dovesse chiederglielo. Parlerà bene di voi e tutto questo avrà un effetto fortissimo sulla retention dei talenti e sull'attraction dei nuovi. Un altro caposaldo della nostra cultura è la flessibilità. In One Day qualsiasi persona, ogni dipendente può veramente dirsi imprenditore di se stesso e del proprio tempo. E tutto questo grazie a 3 strumenti che nel corso degli ultimi 5 anni li abbiamo messo a disposizione. Smart working illimitato, fino a 5 giorni a settimana. Orario flessibile in ingresso e in uscita. Nel 2018 abbiamo tolto il cartellino. E infine l'ultima novità lanciata l'anno scorso, le ferie libere. Ovvero la possibilità di staccare la spina semplicemente quando se ne ha bisogno, senza avere l'ansia poi di andare in negativo con le ferie. Facciamo un passo indietro. In One Day crediamo che la relazione con le nostre persone non debba basarsi su quante ore si lavorano dietro la scrivania, né tantomeno sul controllo, che genera solamente stress e costi per la struttura, ma debba invece basarsi sulla qualità e l'intensità con la quale si lavora. In poche parole, sulla performance. È ovvio che tutto questo si basa su una cultura performance driven e quindi sul fatto che è necessario dare degli obiettivi chiari e monitorabili nel tempo a inizio anno e condivisi ovviamente con il proprio manager. Immaginate di essere un genitore, immaginate di avere l'orario flessibile, immaginate di svegliarvi una mattina e avere vostro figlio di 3 anni con 39 di febbre. Immaginatevi i pianti, il nervosismo, la vostra preoccupazione. Immaginate di dover trovare al volo una babysitter, oppure di dover aspettare i nonni che però abitano lontano. Immaginatevi di agganciarvi al telefono per riuscire a parlare con la pediatra. Ecco, a tutto questo aggiungete l'angoscia di dover comunicare ad un'azienda che non prevede flessibilità, che voi quella mattina alle 9 in ufficio non ci arriverete mai. Immaginate di dover gestire tutto questo e di avere l'ansia fino a qua. Immaginate di dover perdere 10 minuti del vostro tempo che in quel momento non avete per dover fare una richiesta formale di permesso. Perché le aziende devono mettere il carico da 90 in un momento già di per sé estremamente stressante per la persona? Perché invece un'azienda non vi può dire stai tranquillo, gestisci quello che devi gestire a casa tua e quando è la mente più sgombra, rimettiti a lavorare. Io mi fido di te e so che tu farai di tutto per raggiungere i tuoi obiettivi,
perché sei una persona responsabile. Fiducia e responsabilità sono le parole chiave del percorso che stiamo facendo in One Day. Un percorso che non è stato assolutamente semplice né veloce, ma che oggi ci sta dando enormi risultati. E lo vediamo ad esempio negli uffici pieni. Di fronte alla possibilità di stare in smart working 5 giorni a settimana, le persone scelgono di venire. Scelgono la relazione, la condivisione. Ma soprattutto non abbiamo notato alcun calo nella performance. Però abbiamo persone molto più ingaggiate. Abbiamo delle persone che parlano bene di noi e che spingono gli altri a venire a lavorare con noi. Per tanto tempo ci siamo chiesti se esistesse una formula magica che potesse rispondere a tutti i bisogni delle persone, però ci siamo resi conto che non era così, perché qualcuno si trovava bene con la settimana corta, magari stando a casa il lunedì o il venerdì. Qualcun altro prima delle 11 non riusciva proprio ad attivare il cervello e quindi dalle 9 alle 11 era praticamente una pagina bianca. Qualcun altro ancora appunto va ad andare a prendere i figli al nido alle 3. E quindi per questo abbiamo deciso di dare totale autonomia, praticamente autogestione. E qui arriviamo al motivo per cui siamo tutti qua, che è la famiglia. E vi voglio portare la citazione del nostro presidente, nonché fondatore, Paolo De Nadai. Lo vedete qua in foto, classe 88, papà di Carlo, che è lì dietro, che gioca con i Lego. Vi lascio qualche secondo per leggerlo da solo. È un post LinkedIn che ha scritto una mattina. Oggi diventare genitori è da eroi. Direi che se siamo qua è perché siamo tutti d'accordo su questo punto. E noi abbiamo deciso di premiarli questi eroi, ma soprattutto di fargli sentire che l'azienda c'è, che l'azienda li supporta, che vede nella genitorialità un valore aggiunto e che vuole far sì che loro possano coniugare vita professionale e lavorativa senza smettere mai di fare carriera. Vi ho già parlato della flessibilità al 100%. A questo si aggiunge un ufficio a misura di bambino. Abbiamo i fasciatoi in ufficio, abbiamo una stanza che chiamiamo Mini Zoo Club che è piena di giochi per bambini di tutte le età. E i genitori possono venire in ufficio con i loro figli e lavorare mentre loro giocano in un luogo protetto. Abbiamo lanciato una community di genitori e mensilmente organizziamo appuntamenti con psicologi, educatori per affrontare diversi temi e dare maggiori strumenti e consapevolezza ai nostri genitori. E poi lo sapete meglio di me, io ad esempio non sono genitore, però mi dicono che il tempo e il denaro sono le due cose che quando si hanno figli iniziano a scarseggiare. E quindi abbiamo deciso ormai da 5 anni, di permettere ad ogni mamma di prendere il 6° mese di maternità facoltativa, potendo contare su uno stipendio al 100%. E i papà? È inutile dire che quando si parla di genitorialità non è che proprio la prima parola che venga in mente sia papà. Da quest'anno ogni papà in One Day può contare su un mese di paternità, ovviamente con uno stipendio garantito al 100%. Se poi una coppia decide di sposarsi o di unirsi civilmente, riceve un bonus da 1.000 euro. E nel momento in cui si mette al mondo un figlio, ogni genitore può ricevere un bonus da 10.800 euro erogato in welfare, 300 euro al mese per i primi 3 anni di vita del bambino. La maggior parte delle nostre persone, ad esempio, utilizza questo welfare per pagare parte della rata del nido. Ecco, questo è quello che noi, nel nostro piccolo, in un contesto di start-up a Milano, abbiamo pensato di mettere in campo per far sentire alle nostre persone che noi ci siamo, per fargli sentire che per noi sono importanti e che li vediamo veramente come persone. Se oggi tutti noi qui uscissimo con la consapevolezza che non solo lo Stato, ma anche le aziende private hanno una responsabilità sociale, e se ognuno di noi, durante tutti anche gli speech precedenti, avesse avuto in mente una nuova iniziativa e la mettesse a punto da domani, allora sì che tutti insieme potremmo veramente avere un ampio, positivo e duraturo impatto sulle persone e sul mondo, mettendo le nuove generazioni al centro. E vi voglio salutare con una frase che sembra banale, però purtroppo non lo è.
Essere genitore non deve essere un ostacolo alla carriera. Grazie. Grazie mille. Lo sapevo che c'era da aspettarsi grandi cose da Paolo e da One Day. Grazie, complimenti. Ultima chiacchierata per questa giornata insieme, quindi chiamo con me Ulrike Sauerwald, spero di averlo azzeccato, Head of Research and Knowledge Management a Valore D. Benvenuta, un applauso. A te il microfono. Non dovrebbe servirci il clicker, ma in caso ce l'abbiamo portata di mano. Anche per te una breve intro su che cosa fa Valore D, anche se sono certo che la conosceranno in tanti, e riguardando i numeri sono impressionanti di chi mettete insieme, quindi complimenti. Grazie, sì. Grazie. Allora, per chi non ci conosce, Valore D è la prima associazione in Italia che promuove un equilibrio di genere e una cultura inclusiva, diciamo, nelle aziende ma anche nel paese. Valore D nasce nel 2009 da 12 aziende virtuose, o 12 donne di 12 aziende, e oggi conta più di 350 aziende in Italia, su tutto il territorio. Peraltro vi dico, siamo il 19 di questo mese a Padova a fare un incontro proprio con altre imprese, proprio le piccole e medie imprese del territorio, quindi cerchiamo, oltre alle grandi aziende che fanno parte della nostra rete, anche di avere più impatto anche sulle piccole e medie imprese, che sono veramente il tessuto di questo paese. Conosco molto bene la vostra realtà, siamo stati molto felici di fare delle cose insieme. Ti chiedo se insieme ci aiuti ad approfondire un tema di cui abbiamo già parlato durante questa giornata, cioè questo concetto di motherhood penalty o child penalty, insomma, lo diceva anche adesso Elena in chiusura, l'abbiamo detto prima, questo buco nel curriculum, un momento di gap, come se fosse un'alternativa tra l'attività professionale e la vita personale. Ci aiuti a capire di più e ci racconti di questo tema. Sì. Allora, avete sentito prima diciamo, i dati della ricerca di Intesa San Paolo, però avete sentito anche la voce, cioè il famoso buco, no, della carriera, o il buco che non ci deve essere, da parte delle aziende che hanno testimoniato. Dico anche che il lavoro di Valore D costituisce non solo, diciamo, di stare vicino alle aziende con formazione, ma proprio nella raccolta di buone pratiche. Quindi quello che avete messo insieme oggi è proprio un po' la nostra missione, proprio per restituire delle buone idee per gestire questa tematica nelle aziende diciamo, a un pubblico più ampio. Ecco, questo buco è un numero, perché i dati Istat dicono che solo il 53% delle donne tra i 25 e i 49 con almeno un figlio minore ai 6 anni lavora. 53%, rispetto a senza figli nella stessa fascia sono più di 73%, quindi è un gap di 20 punti chi in quella fascia ha un figlio o piccolo, insomma da età prescolare e no. E quindi questo è abbastanza sconvolgente, quindi vuol dire che non riescono a gestire il carico di cura senza o in assenza di giusti supporti. Al contrario, i padri lavorano di più. Con un figlio sono da 80% senza figli, lavorano con un figlio al 90% e con 2 figli al 92%. Quindi i padri con il numero di figli che salgono lavorano di più, che tra l'altro il dato contrario che ha portato la collega presentando gli studi di Intesa dei paesi esteri, no? Certo. Cioè all'estero, soprattutto nei paesi nordici, questo trend è completamente diverso. Scusami, ti interrompo, ma questo era un altro dato che era molto bello da quello che ci avevi condiviso, e cioè come sono divisi
i compiti, no, di cura, gli obblighi, diciamo, quelli non professionali, mettiamola così, che sono spostati dannatamente verso le donne. Esattamente, perché diciamo il carico di cura è lavoro domestico e lavoro di cura, no? E quindi questo è uno dei, diciamo, perché non è solo il discorso della genitorialità condivisa, che è molto importante, di cui abbiamo parlato, però anche proprio il carico di lavoro non retribuito di casa, cioè anche quello in Italia sono quasi 5 ore al giorno per le donne e neanche 2 ore lato dei padri. Quindi questi si sommano ai orari di lavoro, quindi poi porta al fatto che magari le donne più degli uomini chiedono il part-time, che ha comunque un riflesso negativo poi sulla carriera, sul percorso di carriera, e quindi diciamo, bisogna anche, per agire su questo, è proprio un approccio olistico, no? Cioè non si può solo pensare al nido, si deve anche pensare tanto alla cultura, diciamo, nella società, quindi dando più giorni di paternità, coinvolgendo più i padri nella gestione delle famiglie. Nel tempo diciamo la società cambia, quindi c'è più collaborazione, lo vediamo già nelle giovani generazioni, quindi già lo chiedono, l'abbiamo visto anche adesso proprio nella speaker precedente, ha detto noi siamo un'azienda giovane, i giovani lo chiedono, quindi dobbiamo offrire un'altra cultura aziendale. Che è quel quadrante in alto a destra, no? della tua slide. Ci racconti qualcosa di più invece su quello a sinistra in basso, quello sulle dimissioni? È un dato che ho trovato molto interessante. Anche quello, diciamo che questo, diciamo, l'Istat rileva qual è anche la causa delle dimissioni delle persone, e sono sempre di più le lavoratrici madri che rinunciano diciamo al lavoro per non compatibilità con i carichi di cura. Quindi è proprio, diciamo, non è solo davvero la fase della genitorialità, a volte viene gestito nelle imprese o si pensa nella società di gestire solo i primi anni, però genitori si rimane per tutta la vita e quindi questo l'abbiamo visto anche nelle aziende, che supera i primi 6 mesi, l'anno, cioè 3 anni, poi c'è la scuola, ci sono le vacanze, le ferie, i campus estivi, è proprio un cambiamento nella società che deve essere la risposta a questi diversi tasselli. Abbiamo aperto sostanzialmente questo pomeriggio nel confronto con le istituzioni, c'era il sindaco, c'era il governo. Il compito delle istituzioni ovviamente è di tracciare la direzione e di scrivere le regole, e poi noi abbiamo tutti quanti, come dire, subiamo quegli impatti in positivo o in negativo. C'è un provvedimento di queste politiche pubbliche, ad esempio il Family Act dell'anno scorso. Sostanzialmente, qual è la tua lettura e qual è il contributo delle politiche pubbliche in generale? Okay. Allora, sicuramente il Family Act è una risposta importante che poi, se vogliamo, sta in linea con un'evoluzione, diciamo, delle normative in sostegno al lavoro di cura, no? Che c'è già la legge 104 del 92, poi la legge 151 per il congedo straordinario per la cura della famiglia e della disabilità. Il Family Act vuole un po' mettere i pezzi insieme, quindi dà un'attenzione, rafforza le politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, riforma i congedi parentali e soprattutto i congedi di paternità obbligatoria strutturali, cioè sono stati aumentati i giorni di paternità, fermo restando che abbiamo visto che le aziende virtuose in qualche modo si sentono chiamate di aggiungere
Anche nel nostro osservatorio delle buone pratiche delle aziende vediamo che ci sono aziende che hanno effettivamente la potenza economica, arrivare addirittura anche per i padri a 6 mesi pagati, quindi diciamo dai 10 giorni dati dalle istituzioni, diciamo per fare un vero cambiamento culturale c'è ancora da fare. Addirittura la Spagna è arrivato a 4 mesi di paternità, che comunque culturalmente è molto simile a noi, quindi il Family Act è molto importante ed è, diciamo, sicuramente si circoscrive anche in quello che lo Stato può fare. Sicuramente si può sempre fare di più e oggi abbiamo visto le imprese cosa fanno di più. Quello che ha fatto, diciamo che è stato iscritto anche nel Family Act è sicuramente l'incentivo al lavoro femminile. Abbiamo visto anche lì i dati prima quanto incide veramente anche sull'economia del paese, delle aziende, ma anche sul PIL in generale. Quindi le detrazioni di servizi di cura sono importanti, anche l'attenzione ai giovani under 35, nel Family Act è tutta la promozione dell'autonomia finanziaria per il sostegno delle spese del mutuo eccetera. Anche questo incide, perché chi non vede la sicurezza di magari poter avere una casa, di poter formare una famiglia, non fa figli, no? Quindi diciamo l'ostacolo sta prima, quindi e poi infine anche l'assegno universale, diciamo, per i figli è importante, cioè il Family Act sicuramente ha dato così una lettura della tematica con tante sfaccettature, cioè ha cercato di agire su tanti fronti. Non è da negare, proprio perché eravamo partiti un po' con i dati anche dagli altri paesi europei, che quello che fanno le aziende è veramente importante, quindi anche quello che abbiamo sentito oggi è molto molto prezioso, perché incoraggia, dà spunti, dà idee e porta a una contaminazione che va oltre all'impegno delle istituzioni. Che è esattamente poi il tuo ruolo. Prima ti chiedevo che cosa volesse dire knowledge management all'interno di un'organizzazione come Valore D. Mi hai raccontato sostanzialmente di mettere in condivisione, no? In and out le buone pratiche che avete. Uno, quanto, come dire, c'è apertura da parte delle aziende, no? in questo scambio, e se vedete diversità di approccio in base alle dimensioni aziendali, che è interessante, oltre credo anche alla parte anagrafica. Adesso ascoltando Elena e One Day Group, molto giovani come gruppo, credo che siano anche delle domande che inizi a farti a un certo punto della crescita dell'azienda, no? Quando ci sono i primi bambini che arrivano dei dipendenti delle aziende e incominci a interrogarti quali sono le pratiche che puoi mettere insieme. Quindi qual è il livello di consapevolezza in base alla dimensione dell'azienda, ad esempio, e la predisposizione a condividere buone pratiche? Allora, diciamo che le grandi aziende oggi quasi non possono più fare a meno di una grande attenzione, perché fa parte del discorso della sostenibilità, quindi degli obiettivi ESG. Diciamo, queste tematiche entrano nella S di social e nella governance. Le aziende oggi sono un po' dimenticate a volte. Sì. La S e la G di ESG, quindi bene così. Per cui diciamo, le grandi aziende oggi sono valutate su questi aspetti perché dà attrazione ai dipendenti, diciamo che è importante per i dipendenti, è importante oggi anche per il consumatore. Il consumatore guarda le aziende come tratta anche i propri dipendenti, e infine, ma non è poco importante, gli investitori. Gli investitori oggi guardano le politiche anche in questo senso delle aziende. Quindi le grandi aziende, diciamo che si stanno muovendo per questi motivi, però spero non solo per quelli, in questa direzione. E essendo molto fortemente un tema di cultura aziendale, noi vediamo nelle piccole e medie imprese, anche qui abbiamo avuto anche l'esempio di San Marco Group, per esempio, dove la cultura aziendale
dalla cultura aziendale viene deciso, ok, questo è l'imprinting che noi vogliamo dare all'azienda. Quindi e per quello è importante la governance, perché parte dal nostro osservatorio sempre dalla testa dell'azienda. Diciamo che questo indipendentemente se sia una piccola, media o una grande azienda, se la leadership dell'azienda comprende che questo è un tema importante per il futuro e anche per la sopravvivenza dell'azienda, la sopravvivenza economica, se lo fanno proprio. Beh, fantastico, grazie mille, complimenti per quello che voi fate e per aver portato altri dati. Grazie mille. Grazie a voi. Chiedo conferma a Simone che recuperiamo un ultimo intervento che ho registrato questa mattina. In realtà purtroppo Gianluigi De Pallo non è potuto essere con noi per un motivo personale che ci teneva anche a raccontare nel video che state per vedere, quindi abbiamo registrato un piccolo scambio in mattinata. Gianluigi De Pallo è il presidente della Fondazione per la Natalità, molto accalorato, quindi un intervento sicuramente molto appassionato. Se c'è il video lo possiamo incominciare a mandare, fantastico, un super pollice all'insù. Ciao Gigi, eccoci. Purtroppo tu non puoi essere oggi con noi a Vicenza, ci tenevamo però ad averti e a scambiare 4 chiacchiere con te. Benvenuto anzitutto. Grazie a voi, chiedo scusa, ma io ho un bimbo con la sindrome di Down che ha avuto qualche problemino in queste ore, quindi per senso di responsabilità e perché non è il massimo lasciare mia moglie da sola con questo problema e altri 4 figli oltre a lui, diciamo, per questo motivo. Quindi chiedo veramente scusa, non è mia abitudine dare buca, però mi perdonerete e so che insomma comprendete. Ci mancherebbe, naturalmente. Grazie invece per la tua disponibilità, nonostante le circostanze, a confrontarci, perché volevamo avere il tuo contributo. Ci racconti anzitutto che cos'è la Fondazione per la Natalità? La Fondazione per la Natalità è una realtà che è nata per volontà di alcune mamme e papà che a un certo punto si erano stancati di sentire semplicemente i commenti dei dati Istat da parte del politico o dell'imprenditore di turno, senza però che ci fosse un cambio di prospettiva, un cambio di paradigma, che si passasse dall'analisi del dato alla sintesi di politiche concrete. E quindi abbiamo ideato e messo in moto e creato appunto questa fondazione. E poi questa fondazione ha deciso di organizzare ogni anno un grande evento che si chiama Stati Generali della Natalità. Quindi l'obiettivo della fondazione è rompere le scatole e fare da pungolo. La cosa grave è che l'abbiamo dovuta fare noi e che non c'era nessuno che si prendesse la briga di porre il tema della natalità a livello politico e a livello di tutti gli stakeholder. Io ho ascoltato diversi tuoi interventi e ho trovato interessante la varietà dei fronti che tu vedi, no? Come toccati, impattati da questo inverno demografico che stiamo vivendo, che vanno ovviamente dal PIL, le diseguaglianze, il sistema sanitario e pensionistico. Ci aiuti a capire, diciamo, quali sono gli elementi maggiormente toccati, magari partendo da questi e gli altri, e come effettivamente sono più impattanti? Allora, diciamo che verrà toccato tutto. È come se ci fosse un terremoto, fosse già stato e continua ad esserci un terremoto che ha minato le fondamenta del nostro paese, solamente che noi non vediamo le crepe sul muro e quindi facciamo finta di niente e andiamo avanti. Però, diciamo, le fondamenta sono ormai compromesse. Questo è un po' quello che è accaduto e sta accadendo sul tema della natalità, quindi lo stiamo vedendo. Il tema dei lavoratori, ce ne sono pochi, molti si lamentano, i giovani non vogliono lavorare, non è che non vogliono lavorare, ci sono proprio, sono pochi. Le scuole chiudono, le classi chiudono perché ci sono sempre meno giovani, quindi ci sarà prima un problema economico, già lo stiamo vedendo, ma i dati ci dicono che l'Italia oggi è il 9º paese al mondo per quanto riguarda il PIL, nel giro di una ventina d'anni andrà al 25° posto e questo è un problema grave, soprattutto no, per le industrie, soprattutto per la produzione, soprattutto anche per la storia del nostro paese. Ma poi ci saranno dei problemi sociali grandi. Il crollo del welfare, cioè oggi come oggi noi abbiamo comunque una rete che si fa carico delle persone più fragili, domani non ci sarà più. Perché? Perché se diminuiscono i lavoratori, quindi diminuiscono le persone che pagano le tasse e aumentano notevolmente, questa è una buona notizia, gli anziani,
beh, da qualche parte questo squilibrio intergenerazionale poi deve farsi sentire. Un'altra preoccupazione grande è la sanità. Oggi come oggi noi ci rompiamo il mignolino del dito e andiamo in ospedale e ci fanno la lastra, domani sarà a pagamento. Già adesso per fare un TAC, per fare una risonanza magnetica ci vuole del tempo, a maggior ragione dopo, con sempre più anziani, sempre più bisognosi di cure e sempre meno giovani e sempre meno lavoratori capaci di pagare le tasse che permettono questa grande conquista che abbiamo, che è la sanità gratuita. E poi ce ne sono tante altre situazioni, ma soprattutto perdiamo l'energia, perdiamo lo sguardo della tigre, lo sguardo rivolto al futuro, perdiamo la speranza, ed è una cosa che non si tocca con mano, ma poi alla fine te ne accorgi quando poi vivi in un paese dove c'è più stanchezza, dove c'è meno creatività. Faccio un esempio: io se oggi come oggi faccio la differenziata, non lo faccio semplicemente perché me lo dice il sindaco della mia città, ma perché ho 5 figli e quindi voglio lasciare a loro un futuro migliore. Un figlio ti dà quella prospettiva di lavorare per qualcosa che viene dopo di te e quindi ti dà uno sguardo lungo e quindi ti fa migliorare anche, no, come persona, proprio oggettivamente. Quindi mancherà tutto questo. Quali sono invece, secondo te, i driver per provare ad invertire questo trend? Che io ho un podcast che conduco e incominciamo sempre dicendo che il cambiamento arriva piano piano e poi tutto d'un tratto. Anche di questo tema mi sembrano che ovviamente alcuni esperti ne parlano da tempo e oggi finalmente tutto d'un tratto è diventato tema, diciamo, all'ordine del giorno. Finalmente ci sono eventi come quello di oggi che se ne parla, in cui se ne parla. Come fare per invertire questo trend? Anche la metto su un tema culturale, penso no, quando si mette sullo stesso piano il cambiamento climatico, l'impatto dell'uomo e la sovrappopolazione, l'aumento della popolazione globale, e il tema allora forse non devo fare nuovi figli. Quali sono secondo te i trend e i driver che possono cambiare questo andamento? Sono più economici, sono più culturali? C'è un po' di tutto, economia e cultura sono collegate. È chiaro che bisogna sfatare alcuni luoghi comuni. Il primo l'hai detto te, cioè un figlio inquina. No, inquina il consumismo, inquina l'individualismo, inquina l'egocentrismo, inquina la gestione sbagliata delle risorse. Cioè non è che noi possiamo pensare che inquini un figlio, cioè questo è proprio il ribaltamento di tutto. Inquina una mentalità consumistica, così come non è l'uomo che inquina la gestione delle risorse che l'uomo fa. Quindi dobbiamo fare una crescita, siamo in uno spartiacque della storia importante dal punto di vista climatico, ma importante anche dal punto di vista, per quanto riguarda l'Occidente, a livello di natalità, e quindi dobbiamo renderci conto di tutto questo. Altra cosa da tabù, un pochino, no? Un po' una fake news, diciamo, da sfatare, è il fatto che sia solo una questione culturale. No, i datista ci dicono che negli ultimi 30 anni le donne vorrebbero 2,4 figli ciascuna per donna in Italia. Ne fanno 1,25, 1,24. Ecco, tra l'1,24 e il 2,4 che sono i desideri c'è tutta la frustrazione. Ci sono le dimissioni in bianco, ci sono il dover scegliere tra il lavoro e la famiglia, ci sono il fatto che se fai un figlio non fai carriera e tante altre cose. Quello va curato, non il fatto di dire i figli inquinano o i figli sono un problema. Va risolto questa tipologia di criticità. L'Istat ha parlato, il professor Rosina anche, dal punto di vista numerico loro lo fanno, 500.000 nuovi nati entro il 2033. Noi lo stiamo portando avanti dal punto di vista politico. L'obiettivo è quota 500.000. Abbiamo utilizzato questo quota 500.000 perché spesso si utilizza quota 100, quota 103. Dico una cosa molto chiara: non ci sarà quota 101, 102, 103 se non c'è quota 500.000, perché se tu non raggiungi quota 500.000 le pensioni saltano, altro che quota 100. Quindi è un po' anche il dover cambiare una narrazione. Un figlio non ti peggiora la vita, un figlio te la migliora, un figlio non ti fa tirare fuori il peggio di te, ti fa tirare il meglio di te. Chi ha un figlio, e un po' è questo quello che facciamo durante la 3 giorni degli stati generali della natalità, è cercare di far raccontare anche grandi imprenditori, mondo dello spettacolo, mondo dello sport, che
la nascita di un figlio ti migliora, ti fa essere un supereroe anche se non pensi di esserlo. Poi che cosa c'è da fare? Tanto. La prima cosa, a mio vedere, è uscire dai luoghi comuni e vado un po' in controtendenza. I luoghi comuni sono asilo nido e congedo parentale. Bene, utilissimi, non sarò io mai a dire no. Voglio fare un ragionamento però un pochino più strutturato, perché altrimenti noi semplifichiamo. Prima deve cambiare la mentalità dal punto di vista fiscale. Cioè, fino a quando un figlio è un peso, fino a quando un figlio è un costo e non un investimento, fino a quando noi pagheremo le tasse non in base alla composizione familiare, quindi tenendo presente anche il numero dei figli, gli anziani a carico, quindi le spese che una famiglia sostiene, ma pagheremo le tasse in base al reddito, non andremo da nessuna parte. Oggi una persona che guadagna 50.000 euro paga meno tasse di un padre, una madre di famiglia che hanno 4 figli e guadagnano 80.000 euro, perché si guarda il reddito. Quindi prima deve cambiare questo, altrimenti non ci possono, non riparte la natalità. Se non riparte la natalità è difficile fare ragionamenti relativi agli asili nido. Io sono stato assessore al Comune di Roma, mi stanno arrivando lettere da parte dei vari municipi dove chiudono le scuole dell'infanzia. Allora voi vi rendete conto che è complicato dover dire a un amministratore locale devi aprire gli asili nido utilizzando i fondi del PNRR quando poi chiudono le scuole dell'infanzia. Il rischio qual è? Perché poi bisogna ragionare in maniera anche matura, di non utilizzare i fondi dei nostri figli, perché quelle risorse del PNRR saranno poi pagate dai nostri figli in maniera sbagliata, perché poi noi faremo delle cattedrali nel deserto. Allora, prima riparte la natalità attraverso un clima favorevole e poi contestualmente ben vengano asili nido, ben vengano congedi, ben venga il resto. Ma se prima non fai le fondamenta della casa, tu i tappeti cadono. Se non c'è il pavimento, crolla tutto. Allora, questo è il momento storico. Questo non vuol dire, lo dico, lo sottolineo, non siano importanti gli asili nido e i congedi parentali, ma che prima è necessario creare le fondamenta, una fiscalità più equa, un assegno unico più sostanzioso e utilizzare i fondi del PNRR per far nascere nativi digitali, perché ben venga la digitalizzazione, ma se non nascono nativi digitali, diciamo che stiamo utilizzando malamente le risorse. Si potrebbe dire tanto altro, però giustamente... Assolutamente, grazie mille. No, credo anche che le storie e gli interventi delle aziende che stiamo ascoltando oggi, che ascolteremo durante l'evento, vanno anche in questa direzione, perché credo che le aziende possano, le imprese possano, no, supplire ed intervenire direttamente prima e intorno al regolatore e alla sua sfida di decisione, perché quello che tu forse ci raccontavi adesso è la necessità di prioritarizzare rispetto alle risorse limitate. Le imprese possono decidere autonomamente di farlo. La soluzione è la sussidiarietà. Lo Stato deve fare lo Stato, cioè una riforma fiscale seria e dare risorse alle famiglie che non sono regalie, ma sono giustizia sociale. I comuni devono fare i comuni attraverso gli asili nido, attraverso le tariffe asili nido, attraverso le tariffe delle mense scolastiche. Le regioni possono intervenire sull'IRPEF e possono fare anche loro grandi cose, anche a livello di legislazione sul tema delle famiglie, perché loro hanno questa capacità. E le aziende devono fare le aziende, cioè mettere le famiglie che una volta che hanno ricevuto l'assegno unico, una fiscalità più equa e tutta un'attenzione con i comuni e le regioni, mettere le donne nelle condizioni di non dover scegliere tra lavoro e famiglia, insistere laddove è possibile col discorso dello smart working, creare quelle premesse fantasiose affinché ci possa essere una conciliazione reale e importante lavoro-famiglia, insistere chiedendo anche in questo caso al governo degli sgravi per il congedo parentale anche per i maschietti e tante altre cose. Però è tutto un sistema, cioè non può essere che un pezzo, la soluzione è asili nido, no, cioè il problema è complesso, la risposta deve essere complessa, non possiamo almeno prenderci in giro, banalizzare. Per questo ciascuno deve fare il suo. Quello che non vedo è quello che mi preoccupa, perché lo stiamo facendo noi e questo mi preoccupa tanto, non perché non siamo in grado, ma può essere che dovevano pensarci delle mamme e dei papà, è che non c'è una regia da questo punto di vista, cioè si naviga a vista, c'è molto spontaneismo. Lo spontaneismo è bello perché fa capire che c'è un fermento, ma se non c'è una regia, se non c'è un pensiero che mette insieme tutti questi aspetti, a mio modo di vedere, perdiamo energie, perdiamo risorse e non impattiamo. Per questo noi diciamo che ci vorrebbe un PNRR italiano per la natalità.
Ti ringrazio davvero per questo tuo intervento, grazie anche per aver trovato il tempo. Noi continuiamo nel nostro confronto di oggi, che va, credo, proprio nella direzione che tu auspicavi, cioè mettere insieme le istituzioni, le imprese, tutte le parti che possono coadiuvare a questo cambiamento. Grazie ancora per il tuo tempo. Grazie a voi e scusate ancora. Buon lavoro. Grazie. Un po' distopica questa cosa. Ci teneva Gigi, oltre ad esserci in qualche modo, a che io ribadissi ulteriormente dopo il suo intervento quanto sia non o l'uno o l'altro intervento, non i nidi sì e altro no, ma come dire, per lui almeno nella sua ottica le diverse priorità. Ma abbiamo ascoltato tantissimi interventi, quindi ci siamo fatti un'idea molto, molto ampia. Andiamo verso la chiusura, quindi chiamo Mario Aprile, prego, vicepresidente dei Giovani di Confindustria, al quale diamo il compito di chiudere questa giornata. A te e grazie ancora. Buonasera a tutti. Saluto il Vice Ministro Bignami, la Presidente di Confindustria Laura Dalla Vecchia, e tutti i relatori intervenuti in questa giornata per averci dato il loro contributo. Per me oggi essere qui è di davvero straordinaria importanza e ringrazio la mia amica Camilla Cielo, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza, e tutti i giovani vicentini, con i quali in questi 12 mesi abbiamo portato avanti un lavoro straordinario su un tema di così particolare delicatezza e attenzione. Noi giovani imprenditori non possiamo preoccuparci senza occuparci delle future generazioni. E insieme lo stiamo facendo in maniera concreta, con l'unico modus operandi che noi conosciamo, ed è quello che adoperiamo tutti i giorni all'interno delle nostre aziende. Siamo partiti dall'analisi dei catastrofici numeri e dei dati, abbiamo analizzato le cause e di là ci siamo confrontati, abbiamo fatto un po' di brainstorming per poi raggiungere un dossier e scrivere insieme un dossier di proposte che oggi Camilla ha consegnato al Vice Ministro. Ed è proprio nella capacità di offrire delle proposte valide e realizzabili al Governo che si denota la vera essenza di noi giovani imprenditori e quanto bene stiano lavorando i giovani imprenditori di Confindustria Vicenza. Tra qualche giorno, nella relazione del nostro Presidente Riccardo Di Stefano a Rapallo, verranno presentati una serie di dossier, di proposte politiche per i giovani e saranno anche altamente dettagliate e specializzati in temi anche particolari sulle quali in Italia bisogna investire molto, come la finanza alternativa, strategica per iniettare fiducia e liquidità nel mercato. Tornando a noi, abbiamo analizzato un pochino le numeriche che abbiamo visto oggi molto bene nella relazione presentata da Banca Intesa, che vado un pochino a riassumere in 4 macrofiloni. Abbiamo visto come l'età media si è alzata a 46 anni e 4 mesi, gli over 65 rappresentano il 25% della popolazione, con 14.177.000 individui, la popolazione residente è ancora in calo, meno 3% sull'ultimo anno, e per finire la natalità abbiamo visto quanto sia ai minimi storici, sforando la soglia a ribasso dei 400.000 nati, cosa che non era mai successa dall'inizio dell'Unità d'Italia, dalla nascita dell'Unità d'Italia, con 393.000 nuovi nati. È così che al 16 di novembre del 2022 l'Istat ha presentato nei suoi dati la situazione catastrofica dell'inverno demografico che ci colpisce, affermando che se il crollo delle nascite non venga arrestato, al 2050 in Italia perderemo 5 milioni di abitanti, di cui 2 milioni di giovani, e solo la metà degli individui saranno in età lavorativa. E anche in questo caso noi giovani imprenditori di Confindustria, nel nostro convegno di Capri, a un mese prima quindi delle dichiarazioni dell'Istat, della presentazione dei dati dell'Istat, avevamo centrato il nostro convegno sulle politiche, sulla genitorialità, e avevamo portato all'attenzione, quindi anche in quel caso, prima che il dibattito e la dialettica pubblica diventasse così calda. Siamo passati alle cause. Le cause del declino demografico sono multifattoriali. Profonde diseguaglianze sociali, difficoltà economica e soprattutto carichi e di oneri domestici, tutti sulle spalle della famiglia.
in maniera tale che sia proprio, come si è visto nelle precedenti generazioni, la donna il soggetto sul quale va a pesare quasi completamente i carichi domestici. E dall'analisi dei dati, visti poco fa, vediamo come nei paesi in cui le donne sono maggiormente occupate, l'indice di natalità risulta più elevato e di conseguenza cresce il prodotto interno lordo e quindi possiamo dire quasi che il PIL sia correlato forse, dopo quello che si è detto, alla costruzione degli asili. E sulla costruzione degli asili in tutto ciò ci sono 4,6 miliardi di euro del PNRR a rischio perché questa situazione drammatica, possiamo dire, nei ritardi e nella gestione dei fondi, ci fa davvero seriamente preoccupare che queste risorse possano essere viste non più strategiche e prioritarie in investimenti in asili e scuole materne. Eppure, la direttrice della School of Gender Economics della Sapienza di Roma, dai suoi dati, ha dimostrato come il ROI, quindi il ritorno dell'investimento in infanzia, sia di 13 punti, cosa che nelle nostre aziende penso sia irrealizzabile, e quindi per ogni euro investito che in infanzia ne tornerebbero ben 13, e questo grazie al potenziale femminile liberato dalle incombenze domestiche, dalla cura dei bambini, dalla cura dei disabili e degli anziani. Ma ancora questo va affiancato, come si è visto nelle meravigliose aziende che si sono presentate su questo palco e che abbiamo avuto veramente una fortuna poterli ascoltare oggi, grazie a un'efficacia e diffusa rete di servizi che possa permettere di conciliare vita lavorativa e famiglia. Quindi un mix di misure e di incentivi che possano, tramite modelli alternativi di accudimento, supportare le famiglie e dar posto alle donne, dar spazio alle donne, quello spazio che serve per portare avanti il benessere del nostro paese. Un paese in cui si è visto, dai dati Eurostat presentati questa mattina, nel mezzogiorno d'Italia, Calabria, Sicilia, Puglia e Campania sono le 4 regioni peggiori di tutto il vecchio continente. Mentre nelle economie avanzate, come abbiamo visto dai dati, la donna, abbiamo visto che è direttamente correlata la donna al lavoro femminile, l'occupazione femminile alla crescita, e ci sono invece da noi 18 punti di gap percentuale tra l'occupazione maschile e femminile, ma questi 18 punti, se dovessero essere colmati, rappresenterebbero veramente un potenziale per il nostro paese, potrebbe veramente permettere al nostro paese di avere un vantaggio competitivo che si va a trasformare in soldoni in 12,4 punti percentuali di PIL. Pertanto, l'unico modo nell'immediato per contrastare il declino demografico è quello di far accedere 3,3 milioni di donne al mercato del lavoro, e va fatto con tutti i mezzi a disposizione. Dovremmo chiedere tutti insieme a gran voce un whatever it takes alla Mario Draghi nel salvataggio dell'euro. Ricordiamo inoltre, e abbiamo visto insieme, quanto siano troppi invece gli italiani che sono sprovvisti di tutele alla genitorialità previsti per i lavoratori collettivi sotto contratti nazionali, ed è necessario che queste tutele vengano estese in maniera universale soprattutto alle fasce di reddito medio-basse, e di superare ancora le distinzioni tra uomo e donna e l'accesso alle tutele per raggiungere veramente una parità finalmente sostanziale. Si passa a un altro punto dolente, ed è quello che rappresenta il calo demografico rapportato al calo di numero di scuole. Il ministro Valditara, nella sua ultima intervista, ha presentato come tra 10 anni sarà la situazione. Si passerà da 7,4 milioni di studenti a poco più di 6 milioni, perdendo circa 110-120 mila studenti ogni anno, e di pari passo si perderanno anche altre migliaia di istituti. Già hanno chiuso 2.600 istituti nel segmento infanzia e primaria negli ultimi 10 anni, sicuramente sono stimati oltre 1.200 di statali e paritarie nei prossimi 5, il 10% al nord-est, con una perdita secca quindi tra i 10 e i 12.000 studenti docenze ogni anno. Ma senza studenti non ci sono lavoratori, e soprattutto lavoratori giovani con una formazione che sarà adeguata ai mestieri del futuro. E poi, per ultimo, ma non per importanza, c'è la questione meramente legata ai saldi.
Per ogni italiano, compresi i pochi neonati del 2023, supportiamo una spesa per interessi pari a 1.398 euro, il doppio della media europea. Ma il DEF ci insegna che noi non dobbiamo guardare i prossimi 6 mesi, ma dobbiamo guardare al 2024, dove lo stock di debito pubblico supererà i 3.000 miliardi. Il che significa che ogni scostamento di bilancio ci costerà 5 volte di più. Somme enormi che superano di misura la spesa di capitoli per i finanziamenti come istruzione, lavoro, politiche per la famiglia ed energetiche. Insomma, il quadro è complesso, richiede soluzioni altrettanto complesse ed è l'impegno di tutti noi quello di dare fiducia alle future generazioni per far crescere in modo più sano, più equo, più giusto l'economia del nostro Paese, mettendoci noi in campo, come lo stanno facendo gli imprenditori che sono saliti su questo palco. Ognuno di noi ha una responsabilità, perché i bambini non sono una questione privata, bensì sono una ricchezza collettiva, sulla quale bisogna investire con decisione, senza approcci ideologici. E noi giovani imprenditori di Confindustria stiamo studiando, stiamo lavorando per presentare in questa direzione sostegno alle famiglie esistenti e a quelle in formazione soprattutto. Misure che puntino su inclusività, sostenibilità e innovazione. Da padre di 2 bimbe, una di 8 mesi e una di 2 anni e mezzo, non posso affiancare i riflessi sociali ed economici, quantificabili in percentuali che abbiamo visto durante questa giornata, un altro fattore non misurabile, ma di pari importanza per la crescita del benessere sociale. E mi riferisco a quantità enormi di amore che i nostri figli sprigionano in ogni loro sorriso. Felicità che rende il singolo lavoratore e l'intera popolazione semplicemente migliore. Grazie.